Buon pomeriggio cari spettatori collegati. Stiamo per assistere qua da Pianezza al match quarti di finale tra Veneto in maglia granata e Friuli Venezia Giulia in maglia giallo fluo. Tutto è pronto, pubblico a caldo sugli spalti. Friuli è arrivato in massa con anche le trombette che sovrastano un po' la mia voce. Speriamo da casa mi possiate sentire. E qui siamo a riconoscimento, allo scambio di gagliardetti, tutte le formalità prima di dare inizio a 90 minuti che decreteranno la finalista che andrà, la semifinalista che andrà appunto ad affrontare in base a quello che succederà sugli altri campi. Vi ricordiamo, per stare collegati sugli altri campi, di scaricare l'app di Sprint Sport, dove ovviamente potete seguire in live tutti gli altri risultati, oltre alle dirette YouTube delle altre partite. Tra l'altro vediamo anche i fumogeni, così da fare cornice a questa partita. Tifoseria del Friuli arrivata in massa e prontissima a dare battaglia. Friuli, ricordiamolo, passato per tra le migliori seconde con 5 punti all'attivo, mentre il Veneto è passato come primo con 2 vittorie e un pareggio. Do il benvenuto anche al mio collega con telecronaca. Buongiorno a tutti gli spettatori. Sì, Friuli che è passata come miglior seconda, ma pareggiando l'ultima giornata contro la Lombardia, formazione di livello, formazione favorita anche per la vittoria finale, quindi sicuramente si aspetta una sfida molto equilibrata e molto combattuta fra due compagini che sicuramente non vogliono deludere tutti i tifosi presenti. Allora, tutto pronto, sorteggio effettuato, grido di battaglia da parte delle due squadre e siamo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti a iniziare. Palla per il Veneto che attacca sul pallone il numero 19, Pierpaolo Rubino, e siamo... No, in realtà la palla è per il Friuli, chiedo scusa, è stato questo cambio perché è andato a prendere il pallone, ma adesso, al di là di tutti questi formalismi, conta solo più quello che succede in campo, quindi siamo pronti. Palmegiano alla battuta col numero 14, si inizia. Fischio d'inizio e via, si parte. Aspettate la battuta perché i ragazzi del Veneto hanno anticipato prima, ma siamo pronti. Allora, lancio lungo subito del Veneto a cercare, Friuli a cercare la profondità. Scambio col numero 13 che Musmeci, palla in fallo laterale, si presta la battuta del numero 19 Gianluca Tell, che va sul pallone e si presta a battere. Attenzione, palla cercata, lo scambio in area di rigore, palla per il numero 8 che protegge, viene messo giù, nessun fallo e allora il Veneto può ripartire in contropiede. Difesa del Veneto, ricordiamola, molto solida, molto compatta, difficile fargli gol. Difesa del Friuli, anch'essa da considerare. Attenzione che prova ad attaccare Friuli sulla carta con l'intervento del numero 7 Sissé che mette via e allora attacca il palla. Inizio di partita molto equilibrato, a ritmi molto alti, quindi le squadre stanno cercando di dare tutto. Attenzione qui il duello che può essere fatale, ma salva tutto. Allora poi il numero 20 del Friuli, Alessandro Zuliani, può rinviare lungo. Vediamo il Friuli che tiene campo, avanza per cercare di guadagnare metri e sciogliere un po' la tensione dei primi minuti, che è sempre un nemico che può appunto condizionare l'inizio di gara. Friuli ha iniziato, nonostante sulla carta parta come sfavorito per quanto visto nel girone, nonostante appunto, come detto, il grande pareggio con la Lombardia che ha rifilato 6 gol alla Puglia. Però il resto... mai come quest'anno le varie compagini sono molto equilibrate e difatti tutto il torneo non si sono viste incredibili goleade a parte qualche eccezione, e quindi si aspetta anche oggi una sfida molto equilibrata. Attenzione, gran numero qua. Attenzione, palla sullo scarico per il numero 15 e Friuli in area di rigore che la controlla, può scaricare dietro il sinistro giro del numero 13 Nicolas Musumeci. Palla però facile per la parata di Matteo Ravar, quindi si va alla rimessa. Ogni azione del Friuli è accompagnata da un caldissimo tifo che è arrivato in massa con bandiere, fumogeni, megafoni, quindi molto sostegno nonostante il lungo viaggio. Palla fuori e può cominciare il Veneto a far imbastire
Friuli a rimbastire la sua azione. Veneto che sale in pressione, vediamo un po' come la disposizione in campo, sembra un 4-3-3 per il Veneto, mentre il Friuli si dispone altrettanto con un 4-3-3 da quello che appare a specchio, anche se c'è la posizione del numero 10 da capire, potrebbe essere un tre quarti. Attenzione qua, recupera molto bene il pallone Palmegiano, però lo scambio con Marin non riesce, quindi attenzione. Non si bada convenevoli, le due squadre cercano subito di verticalizzare. Molti passaggi in rapidità, molti lanci in profondità, come in questo momento per il Friuli che avanza con il proprio capitano. Attenzione numero 15, ancora Pinton, si converge verso il centro, attenzione, prova ad andare avanti, viene chiuso molto bene dal numero 6 Campesan, che fa ripartire il Veneto adesso, che è sta un po' subendo, diciamo, l'inizio molto molto vigoroso dei ragazzi friulani, che stanno cercando di mettere subito alle corde il Veneto per dimostrare il loro valore sin dall'inizio. Possesso palla ora da parte del Veneto, che cerca di costruire un'azione corale. Attenzione, poi la palla in fallo laterale. Ok, attenzione, qui un contatto fischiato dall'arbitro, fallo per il Friuli Venezia Giulia. Primo fallo fischiato. Ci sono gli ultras del Friuli in tribuna, molto caldi, molto pronti per sostenere la squadra, arrivati in massa, così che vedere cosa appunto succederà in questa seconda parte di partita. Attenzione allora, possesso palla del Friuli che gira da dietro con scambio tra centrali, pressa molto alto il Veneto con il numero 20, ma riesce a uscire molto bene il centrale. Allora trova la traccia interessante sulla sinistra, avanza il numero 8, però interviene ancora una volta Omar Sissé, che sta fungendo da diga assoluta in mezzo al campo. Molto spazio per le ali del Friuli, molto spazio per agire, per scendere sulla fascia. Bravo però Sissé a chiudere, a coprire il buco lasciato dal compagno e chiudere l'iniziativa friulana. Calcio di punizione per il Veneto dal cerchio di centrocampo, si incarica della battuta Sissé, che è indeciso se optare per il lancio lungo o gioco corto, sceglie il gioco corto alla fine e allarga il gioco sulla destra. Intervento vigoroso friulano, ma rimessa per il Veneto con il numero 3 che si incarica della battuta. Bellia allarga, attenzione, Recupera un buon anticipato pallone Friuli, l'ennesimo. Ancora però Bellia che prova il lancio lungo, posizione sospetta, giudicata regolare per il numero 19 che entra in area, viene intercettato Rubino da grande intervento difensivo di Muranella, e quindi Veneto che riparte con un calcio d'angolo, primo di questa partita. Vediamo, pronto alla battuta il salgono 19, le torri del Veneto, Rubino, come il numero, che è stato appunto il fermato 14, poco fa. Gobetti, molto alto, quindi molto forte di testa. Calcio di punizione, si incarica della battuta Rubino col mancino, palla in mezzo sul secondo palo, è arrivato il colpo di testa del numero 14 Nicolò Gobetti, palla alta, quindi si riparte con la rimessa dal fondo per la formazione friulana. Come detto, inizio molto molto vigoroso da parte di tutte e due le squadre. Il Friuli ha iniziato molto bene questa gara. Adesso si è fatto vedere per la prima volta in avanti il Veneto, che ha guadagnato un calcio d'angolo. Attenzione al cambio di gioco per il numero 8 Lombardo, che mette giù il pallone, cerca gioco corto e poi il corto lungo per il lancio, però ha sbagliato da parte del numero 15 Filippo Pinton, palla troppo lunga, facile preda di Rabar. Sì, una differenza negli stili di gioco. Il Veneto prova a costruire maggiormente come in questa azione partendo dalla difesa, invece il Friuli verticalizza molto più regolarmente, molto più di frequente nel cercare le sue punte, le sue fasce, i suoi esterni offensivi che scattano e che possono far male. Bella triangolazione Veneto, ma il Friuli chiude di nuovo anche questa volta. E adesso si va di nuovo nella metacampo, palleggia il Veneto, attenzione un'uscita coraggiosa del numero 2 che però viene preso in mezzo, quindi attenzione, palla per il numero 20, fuori gioco di rientro però dall'attaccante del Veneto Riccardo Spader, quindi si ripartirà con un calcio di punizione con le Friuli che festeggia, diciamo, per il pericolo scampato. Spader punto di riferimento dell'attacco del Veneto in questo inizio, con la sua fisicità
riceve molto spesso palle e ha poi anche l'abilità per difenderla a spalla alla porta. Ora lancio fuori misura di un Friuli che cerca di organizzare una controffensiva per far male alla porta di Raber. Palla che qualche secondo di attesa prima che torni il pallone in campo, si incarica di nuovo della battuta Bellia e va alla ricerca delle punte col pallone lungo che viene messo fuori dal Friuli e di nuovo rimesso più o meno nella stessa zona dopo che Mallardo ha allontanato il pallone. Ancora Bellia che va alla battuta, qualche contatto un po' sospetto, molta aggressività, molta l'arbitro carica lascia correre in tutti i casi, sembra un arbitro che lasci correre molto, direzione all'inglese si direbbe. Esatto. Attenzione qui il numero 15 Guzzini che mette via nonostante la pressione di Bozzo. Rimessa laterale per il Veneto quando appunto si è giocato. Siamo vediamo un po' fase di gioco dove si gioca tanto di rimessa perché le squadre stanno cercando di sistemare. Attenzione che riparte il Veneto con il numero 19 che cerca la verticalizzazione, facile preda per i centrali del Friuli. Allora si riparte col gioco corto, scambio che si passa dal play del Veneto che poi allarga per il numero 8. Attenzione, intercettato bene di nuovo da Bellia che sta venendo coinvolto molto tra le azioni difensive e offensive, riesce a tenerla in campo però Bellia mette di nuovo fuori. Rimessa laterale per Friuli. Giocano molto vicine la linea di centrocampo e quella difensiva del Veneto e questo costringe molto spesso il Friuli all'errore nel cercare un compagno più avanzato. Rimessa laterale, rimane lì il Friuli, continua a tenere alto il baricentro per cercare di approfittarne, ma il Veneto riparte molto e Spadera è uno dei più coinvolti. Attenzione che si va invece dal numero 19 Rubino che prova a seguire in profondità ma copre ancora molto bene Francesco Mallardo che legge in anticipo la situazione e permette al Friuli di ripartire. Attenzione però che rimane la palla ancora in possesso del Veneto. Sissé cerca ancora Spader sbaglia la sponda questa volta e allora il Veneto di nuovo palla al piede, può ripartire. Vediamo tante azioni offensive molte volte stoppate sul nascere dai difensori che fin qua perfetti da parte di tutte le squadre. Esatto. Molto attente, molto solide, difficile saltarle nell'uno contro uno. Difatti la partita è ancora in parità, però attenzione al lancio. Grande lancio di Sissé che va a pescare il numero 11. Attenzione ancora a Federighi che gira. Federighi, scusate. Buona fermato della difesa del Friuli che si prende l'applauso di tutti gli spettatori presenti. Nonostante la posta in palio, comunque una semifinale importante, le due squadre giocano abbastanza a viso aperto, senza quella paura, senza quel timore di sbagliare. Anzi, a livello agonistico, molti duelli intensi, esatto, molti uno contro uno, vediamo molti contrasti. Tanti colpi, diciamo, tutti regolari, assolutamente, però tanti. Le squadre non si stanno risparmiando neanche sotto quel punto di vista. Adesso vediamo in attesa dell'episodio che possa sbloccare un po' questa gara a livello di occasioni, ma ancora siamo all'inizio, quindi ancora Lugo qui esce molto bene in disimpegno il Veneto che palleggia e poi cerca Spader. La posizione è di fuorigioco. C'era qualche dubbio solo sul terzino sinistro del Friuli sulla sua posizione, però dalla tribuna sembrava fuorigioco. Il guardaline conferma la nostra impressione, fischiando il calcio di punizione in favore del Friuli che prova a ripartire adesso. Molto alta la linea di difesa friulana, non è il primo fuorigioco fischiato al Veneto, quindi che sia questa anche una tattica per contrastare l'offensiva rivale. Molto alto anche il livello tecnico delle squadre. Abbiamo visto il Veneto prima fare un'uscita bassa, meglio del Brighton di De Zerbi per fare qualche esempio. Quindi sicuro le squadre, nonostante comunque non si allenino tantissimo insieme prima di questo, si siano allenate tanto prima di questo torneo, riescono comunque a dimostrare di avere un livello tecnico molto molto alto rispetto
appunto, essendo selezionati i migliori dell'Under 19 veneta e friulana. Quindi sì, il tutto tasso quello che tecnico è elevato per Poi- tutti gli effettivi in campo e anche ovviamente in panchina. E poi è un quarto di finale, quindi Esattamente. è ancora più richiesto come requisito per giocare. Attenzione, qua si perde un brutto pallone e allora il Veneto avanza con il numero 10 che prova da fuori il tiro di Marin, palla alta, primo squillo verso la porta di Rabar da parte di Marin, però il pallone è alto, quei brutti errori di palla Sissé. persa, sanguinosa palla persa dal centrocampo del Veneto. Bravo Marin ad approfittarne, meno bravo invece sulla conclusione che finisce alta da posizione davvero siderale. Allora adesso attenzione al numero 11 del Veneto, Fedrighi, che scarica il pallone, ancora il Friuli che guadagna, prova a gestirla, bello il numero, poi lo scambio, ma la palla secondo l'arbitro è uscita. Allora ne approfittiamo di questi 5 secondi forse di pausa per fare un giro dei campi, per vedere quanto succede anche negli altri campi, cosa sta succedendo. Allora, in momento è tutto 0-0, nessun aggiornamento, Veneto 0, Friuli 0, poi Liguria-Trento 0-0, Lombardia 0, Bolzano 0 e poi Marche, Campania 0-0, quindi bisognerà ricordiamo aspettare. sorpresa di questi quarti di finale dopo aver perso per 6-2 la gara inaugurale del loro torneo delle regioni. Comunque sì, un girone incredibile dove tutte le squadre sono finite a 4 punti. Quindi il Bolzano è passata come prima, nonostante fosse stata eliminata al fischio finale della sua partita, ma il gol del Molise nel recupero ha consentito a Bolzano di andare a giocarsi la quarta di finale contro la squadra favorita. Calcio di punizione per il Veneto. Attenzione alla palla in mezzo che va a colpire Sissé! Poco fuori di niente, un colpo di testa stranissimo che ha preso il giro, è andato quasi a sfiorare il palo nonostante sembrasse indirizzato fuori. Sissé va un passo dal vantaggio sul calcio di punizione molto bello battuto dalla sinistra e Sissé incorna, ma la palla finisce fuori. Prima grande occasione del match. Numero 7 del Veneto, migliore in campo per il momento, sì, della propria formazione. La palla persa prima, comunque sì, uno dei più coinvolti. Fatto perdonare comunque con moltissimi lanci, molte aperture. Il più attivo, il più presente. Veneto che oscilla molto in fase di non possesso tra il 4-4-2 e il 4-3. Adesso, ora come ora, guardandoli mi sembrano disposti 4-4-2, però quando attaccano le mezzali si alzano molto e anche gli esterni vanno con uno dei due attaccanti che scivola, Spader che rimane centrale, e quindi bisogna un po' ben capire la disposizione del Veneto, che comunque rimane molto fluida nell'interpretazione dei moduli e del gioco. Si allarga sempre molto Bellia in maglia numero 3 in fase di non possesso, colpisce l'ennesimo pallone di testa. Lancio sbagliato da Zuliani, tenta di ripartire con il lancio di Rabar a cercare sempre il solito Spader, che va a duello con Zuliani, duello tra numeri 20, perché ricordiamo è data la numerazione in base all'ordine alfabetico, quindi Zuliani col 20 è difensore centrale, Spader col 20 è l'attaccante del Veneto, e sarà un duello che attenzione qua, numero spaziale con la palla in mezzo, che numero sulla sinistra con un gioco di suola e poi colpo di tacco incredibile, giocata di altissima scuola, proprio dello stesso che aveva battuto la punizione prima, uno degli uomini più ispirati, il numero 15 Nicola Sguzzini. Colpo di fino incredibile che meritava sicuramente di più. Terzino ultra tecnico alla Marcelo praticamente. Bravissima però la difesa del Friuli a non concedere spazio agli attaccanti veneti, che non si sono potuti così avventare sul bel cross messo in mezzo. Friuli che ha rischiato in 2 occasioni con il colpo di testa di Sissé e poi con l'avanzata di Guizzini che ha rischiato appunto 2 volte occasione di far male. Attenzione, palla persa. Regalato Spader sul sinistro, atterrato in area, perde l'equilibrio, non protesta nemmeno. Rimessa a fondo. Adesso il Veneto ha alzato la pressione, il Friuli sta andando in difficoltà, il Veneto
con i suoi attaccanti riesce a combinare sempre molto bene. Friuli ha rischiato 2 volte, adesso con questo stiamo a 3. Per ora comunque il punteggio non si sblocca, 0-0 qua a Pienezza. Gara ancora sul pareggio, ma Veneto che ha deciso di alzare il baricentro, alzare i ritmi e mette così in difficoltà anche in fase di disimpegno il Friuli, che fatica ad uscire palla al piede dalla propria metà campo. Difatti si affida a molti lanci lunghi che però sono preda della fisicità della difesa del Veneto, che di testa per il momento sta facendo ciò che vuole. Numero 8 molto bene, Lombardo si libera e allarga il gioco sul secondo palo, grande apertura che pesca Musumeci, attenzione che va sul sinistro, Musumeci prova a girare ma viene intercettato dall'ottimo ripiegamento difensivo di Fedrighi, che intercetta e fa ripartire l'azione, ma il Veneto spreca palla. Allora Zuliani stoppa addirittura il pallone per cercarsi le condizioni di un suo compagno di squadra. Si può continuare a giocare. Allora Zuliani allarga al numero 11 che Muranella per avanzata centrale del numero 19. Attenzione, la conclusione da fuori, il tiro deviato da fuori, sarà calcio d'angolo del numero 11 del numero, perdonatemi, del numero 15 Pinton Filippo, che calcia da fuori, palla che sfiora il palo, non passa neanche troppo lontana alla porta difesa da Rabar, ma primo calcio d'angolo anche per il Friuli con dopo deviazione, quello che il quindi Veneto ha battuto in precedenza. calcio d'angolo. Attenzione, calcio d'angolo battuto, attenzione, la palla in mezzo, messa fuori, la palla che rimane lì e viene poi allontanata dalla difesa del Veneto. Allora bellissimo Spader, ottimo lavoro, protegge, si guadagna un fallo preziosissimo. Non è riuscito a girare il gioco per Fedrighi che stava arrivando in corsa, però guadagna un calcio di punizione preziosissimo da vero centravanti boa. Bravo Spader, dimostra ancora come ha il fisico, le capacità e le abilità per girarsi, sparare alla porta, difendere palla, far salire la sua squadra, come ha dimostrato in questa azione. Però buono scatto del Friuli che ha spaventato Rabar e la sua difesa. Sì, attenzione qui ancora avanza il Friuli con terzini ultra offensivi, anche le mezzali che si buttano molto dentro nello spazio. Si rimane un po' più indietro in fase offensiva, un po' a coprire quasi le avanzate, mentre le mezzali cercano di giocare molto, di partecipare molto all'azione. Qua non benissimo il Veneto nel possesso palla, però rimane comunque il pallone in controllo dei ragazzi di Bedin, che cercano di ripartire. Il Friuli però riconquista il pallone e guadagna una rimessa in zona offensiva col numero 13, si appresta a battere Nicolas Musumeci, esterno alto della squadra, che poi lascia invece all'esterno basso il terzino, che preferisce andare lui direttamente a battere per tenere comunque alto il baricentro. Rimane solo Spader davanti, tutto il Friuli nella metà campo del Veneto. Attenzione numero 9 che prova a girare, respinta dalla difesa. Allora poi attenzione, qui c'è un contrasto, fallo per gioco pericoloso, gamba tesa. Ennesimo contesto molto duro, molto maschio per così dire, però gara per il momento molto corretta, con le due squadre che in campo si rispettano ma non si temono. Sì, le occasioni anche ci sono state in realtà, quindi diciamo che a livello di spettacolo più o meno possiamo dire partita equilibrata sicuramente. Sì, partita equilibrata, molto combattuta, qualche occasione per parte, nessuna chiarissima occasione da gol, ma ci sarà tempo per quelle, considerando anche i ritmi molto alti che tenderanno a calare magari nel finale di partita. Sarà importante per i due allenatori scegliere i cambi giusti, così da dare una svolta alla propria squadra. Così come anche la temperatura potrebbe essere un fattore. Attenzione, qua non si capiscono Zuliani e arriva Fedrighi che salta qui, incomprensione clamorosa nella difesa del Friuli tra Zuliani e il portiere appunto Tosoni. Non si capiscono, si incunea Fedrighi nella palla lasciata a metà, salta portiere appunto Tosoni in uscita, però il tiro è incredibilmente fuori da buonissima posizione col suo mancino. Il Veneto qua ha avuto l'occasionissima per sbloccarla. Sarebbe stato un peccato visto il patatrack che stava combinando la difesa del Friuli. Il Veneto non ne approfitta e quindi si rimane ancora sullo 0-0. Attenzione qui, intervento deciso
da parte centrale del Veneto. Allora il Friuli però comunque rimane in possesso del pallone. L'arbitro fa applicare la regola del vantaggio. L'avevamo chiesto ed è arrivata la prima vera occasione del gol, marcata da Federighi, che però non riesce, dopo il guizzo nel recupero di palle nel dribbling, non riesce a ribadire in porta quello che era un assist quasi della difesa friulana. Prima disattenzione vera e propria della difesa friulana, una svista, un pallone che sembrava in un'incomprensione. controllo. Bravissimo Federighi a crederci fino in fondo e a avventarsi sul pallone lasciato a metà tra Zuliani che aspettava l'uscita del portiere, Tosoni che invece pensava che Zuliani giocasse il pallone, solita incomprensione, vai tu vado io, e alla fine non è andato nessuno, è l'unico ad andarci è stato Federighi, però non ha segnato. Attenzione qui, Friuli perde ancora palla, sempre Federighi ad anticipare, il Friuli però riesce a partire con Bozzo che allarga per Musumeci. Molto proficuo, prova molto a cambiare proficuo gioco. il Adesso pressing il Friuli è un po' più in difficoltà, un po' meno idee, perché il Veneto sta iniziando a alzare bene la pressione sui ragazzi di Randon, quindi sì, pressing Veneto che sortisce l'effetto desiderato. Il Friuli da qualche minuto che fatica ad alzare il proprio baricentro, a trovare, pescare le proprie punte in profondità come nei primi attimi di partita. Ora Sissé, un'altra palla persa poi recuperata. E sarà importante per il Veneto non sprecare tutte le energie e concretizzare i buoni palloni recuperati, soprattutto in zone sanguinose del campo, nella tre quarti avversaria, dove il Friuli ha già sbagliato in più di un'occasione. assolutamente. Calcio di punizione qua per il Veneto, si incaricano della battuta i centrali e giocano corto, avanzata verso Federini, qui rischioso il disimpegno. Federini comunque protegge la rimessa laterale e si fa di nuovo il giro per i centrali veneti in maglia granata, ricordiamolo, mentre il Friuli in maglia giallo fluo. Attenzione qui, lascia passare il pallone, allora si va al numero 19 Rubino rientra sul sinistro, viene messo fuori, però c'è ancora Sissé che calamita il pallone, scambia con Bellia, prova il cross, dovrebbe essere infatti è di facile presa per Tosoni Carlo, il classe 2004, che fa sul pallone e fa ripartire il Friuli con Musumeci. Bellia brava a sovrapporsi, a creare superiorità numerica così da arrivare anche al cross. Meno bello però il cross, che è facile preda dell'estremo difensore friulano. Nulla di fatto, ancora 0-0 fra le due squadre, però gara molto equilibrata, che sembra però essere al momento nelle mani del Veneto, come anche da alzo del pronostici ritmo il prepartita. Veneto. Adesso la palla è sempre tra i piedi dei ragazzi granata. Attenzione il lancio a cercare il numero 5 Bonfà, però di nuovo la presa attenta di Tosoni, che dopo l'indecisione con Zuliani direi che si sta praticamente precipitando a giocare sul limite dell'area di rigore per essere sempre in controllo costante del pallone, delle uscite, per evitare ogni tipo di disguido con i suoi compagni. E allora però qua il Friuli esce bene, il Veneto un po' più passivo nella pressione, porta palla Mallardo, allarga per il suo compagno numero 14 Palmegiano, che passa centralmente di nuovo da Pinton entra centralmente, gira il gioco molto bene per Bozzo per metterla in mezzo, la palla gli ritorna, ancora Bozzo che va col sinistro, palla a giro che però termina alta. Si vede ogni tanto il Friuli anche, quando riesce a costruire. Il Friuli è una squadra molto molto pericolosa, soprattutto quando il suo capitano Filippo Pinton riesce a prendere palla in zona centrale, può sempre creare qualche pericolo. Bravo Bozzo a farsi trovare pronto sull'out di destra, però non riesce prima a crossare, poi opta per la soluzione personale, per il tiro a giro di sinistro, che non sortisce l'effetto desiderato, termina molto alto sopra la porta difesa da Rabar. Poteva anche andare al cross, ci sarebbe stato lo spazio e gli uomini in area. Ora fallo del numero 20 Veneto. Si riparte quindi col calcio di punizione. Ci sono state le occasioni per sbloccare questo risultato, invece facciamo un giro sui campi, vediamo se lì gli altri risultati si sono sbloccati. Andiamo, grazie alla nostra applicazione Sprint Sport, ricordiamo Per tutte le statistiche di tutto il torneo delle regioni: gol, marcatori, risultati, rose, media voti, media gol, qualsiasi cosa, statistiche individuali anche. Se avete fatto gol e volete vedere quanti gol hanno fatto gli altri, marcatori eccetera, c'è tutto sull'app. Scaricate la nostra applicazione, ci sarà tutto. Poco dopo la fine della vostra partita ci sarà anche l'articolo pubblicato, visto che seguiamo nella sua completezza tutte le partite di questo torneo delle regioni, in tutte le sue categorie, dall'Under 15 all'Under 19 alla femminile. Come detto, allora
facciamo il giro sui campi. Veneto Friuli, come detto, 0-0. Poi invece ci spostiamo nel Piemonte, andiamo a Moretta, in provincia di Cuneo, dove la Liguria sta pareggiando 0-0 con la delegazione di Trento. Attenzione, tanto però rimaniamo sul campo. Cambio gioco per Musmeci. Musmeci prova a entrare col sinistro, mette fuori. Torniamo invece al giro sui campi. Invece ci spostiamo e andiamo in via del Castello a Vinovo, dove la Lombardia fa 0-0 con Bolzano. Bolzano che proprio a Vinovo ha ottenuto la sua qualificazione ai quarti di finale contro l'Emilia Romagna. E poi invece l'ultimo giro di campi a Volpiano, dove 0-0 tra Marche e Campania, quindi ancora non si sblocca il risultato. Come detto in precedenza in apertura, tutte partite molto equilibrate. Ora attenzione, rischia moltissimo il Veneto sulla pressione della coppia d'attacco del Friuli, che per poco non riesce a scippare palla al centrale Veneto e ribadire in rete. Deve stare attento il Veneto a non perdere la concentrazione, a mantenere alto il livello, il pressing e il ritmo, perché il Friuli è pronto a sfruttare ogni loro minimo errore, come anche in questa occasione. Però c'è un fuorigioco ora nell'azione offensiva del Friuli. Allora, qui qualche attesa un attimo per la battuta. Si gioca col rinvio di Rabar, che gioca di nuovo corto. Tutte e due le squadre apprezzabile il tentativo di giocare il più possibile la palla di dietro, anziché optare sempre per il lancio lungo, come in questo caso mentre stavo parlando. Però ovviamente attenzione, un altro errore. Ancora Spader sente il portiere, se la allunga. Spader deve rientrare, attenzione, la mette dietro e il Friuli si salva anche questa volta. Veneto, il Friuli ha rischiato 2 volte di farsi il gol e il Veneto 2 volte non è riuscito ad approfittare. Errore, si scalda qui gli animi in tribuna. Il Friuli ha corsa, l'ha rischiata di nuovo, ha rischiato grossissimo, con stavolta il retropassaggio molto molto debole da parte dei suoi ragazzi, che prima c'è stata l'incomprensione tra Zuliani e Tosoni. Adesso il suo numero 11 Muranella ha fatto un retropassaggio troppo breve, si è infilato Spader, di nuovo attento, però si è allungato troppo il pallone nel tentativo di scattare il portiere. Non è finita l'azione, Federighi continua il Veneto. Taglia da una parte all'altra del campo, rimane con la palla tra i piedi, grande intervento di Musmeci che l'aveva seguito fino dall'altra parte del campo e rimessa laterale per il Veneto. Si scaldano gli animi in questa fase centrale del primo tempo. Prima un bruttissimo errore della difesa friulana, però male anche Spader. Bravo, ottima intuizione nel seguire per quel pallone, nel crederci fino alla fine, però realizzazione non all'altezza delle sue abilità tecniche. Si è allungato troppo il pallone, si è fatto ipnotizzare dall'uscita del portiere rivale, che l'ha costretto ad allargarsi, e poi si è avventata su di lui la difesa friulana, che ha recuperato così da una possibile azione da gol. Lancio lungo a cercare lo scatto di Marin, chiude bene il numero 6 del Veneto Campesan, che mette in fallo senza laterale. badare a spese, preferisce spazzare in fallo laterale che cercare di giocare magari quel pallone e rischiare qualcosa, comunque sul pressing sempre presente dei giocatori friulani. Dopo ricordiamo sullo stesso campo, sempre opera nostra, la telecronaca della partita di calcio femminile, che appunto si terrà dopo la fine dell'Under 19, ancora sullo 0-0. Sarà ancora da capire quanto appunto potrà finire invece femminile. Emilia Romagna scendrà in campo contro la Sicilia, quindi vedremo chi passerà. Anche quella sfida molto equilibrata fra due compagini solide e che sicuramente possono far divertire tutti gli spettatori e tutti gli addetti ai lavori. Emilia Romagna che in mattinata tra l'altro ha ottenuto la qualificazione con l'Under 15 e praticamente vediamo, bisogna cercare di capire cosa succederà, se riuscirà a fare 2 su 2 in questi quarti di finale. Sì, Emilia Romagna ha la possibilità di far accedere 2 squadre alle semifinali, così come anche il Piemonte, che dopo la qualificazione dell'Under 17, la brutta eliminazione
brutta perché in quanto redazione piemontese ci spiace che le nostre rappresentative abbandonino il torneo delle regioni. Dopo l'uscita contro il Veneto dell'Under 15 si potrà giocare la propria chance alle semifinali, la rappresentativa femminile piemontese nel big match contro la Lombardia di Volpiano, che inizierà alle 16:30. Anche in quel caso saremo presenti e quindi aggiornate l'app di continuo, seguiteci che mostreremo tutte le statistiche. Attenzione, allora il Friuli che prova dopo il secondo pericolo corso nel giro di pochi minuti. Attenzione qui, palla a metà, recupera, qui c'è un fallo un po' dubbio sul numero 16 del Veneto, Maragno. Ora poco è entrato in partita in questo inizio, diciamo si è limitato più a compiti prettamente difensivi rispetto a Sissé magari più coinvolto nella fase offensiva. Maragno che gioca appunto in coppia con Sissé, sugli esterni ci sono Fedrighi e il numero 5 Bonfà, davanti invece le due punte vicine Spader e Rubino. Sì, i ritmi molto sostenuti, quasi forsennati, non aiutano di certo il bel gioco e il dialogo fra i vari calciatori, che spesso cadono in errore, ma è molto molto capibile come cosa, visto i ritmi molto alti, il pressing continuo e costante da parte di entrambe le formazioni. Rimessa laterale per il Friuli che va profondo, se cerca il pallone, poi va a duello molto ruvido. Attenzione qui anche, grande intervento di Bellia, la palla rimane lì, proteste per la rimessa laterale assegnata al Veneto. Bellia molto presente, molto fisico, si fa sempre sentire sull'avversario. I due stanno inscenando forse il miglior duello 1 contro 1 di questo primo tempo tra Bellia e il numero 8 della formazione friulana, Lombardo. Esterno molto rapido che può far male, può pungere la difesa friulana. Ricordiamo Friuli 4-3-3, invece Lombardo largo a sinistra, con invece a destra c'è Musumeci, punta centrale invece il numero 10 Marin. Veneto che invece appunto come detto 4-4-2, che per ora sta portando i suoi frutti. Ancora Bellia, non va per il sottile, ma recupera molto bene il pallone, avanza in zona centrale, forse prendendo un po' troppo, rimane comunque in possesso del pallone, allarga a Sissé. Attenzione qua, anticipato numero 16 Marango. Attenzione allora Musumeci, scambio veloce, Musumeci tutto mancino, cerca il capitano, va verso Pinton porta palla, Pinton cerca lo scambio centrale, attenzione con Marin, viene però chiuso molto bene dall'intervento di Campesan che gli passa davanti. Campesan sta dominando sui... Campesan con la maglia forse squarciata da un... si sembra... maglia strappata forse da un contrasto, da 1 contro 1 con gli attaccanti rivali. Questo fa capire il clima di lotta che c'è qua a Pianezza. Sì, una carica agonistica davvero ragguardevole. Le due compagini non mollano un centimetro e non si temono. È un piano, ecco, attenzione anche questa volta il cambio sul secondo palo per Musumeci. Un'azione che viene ripetuta più volte da parte del Friuli, che cerca di palleggiare su un lato per poi cambiare il gioco sull'altro e sta riuscendo molto. Attenzione allora il capitano Pinton va all'1 contro 1, perde un po' l'equilibrio, rimane comunque in possesso del pallone, allarga per Musumeci, scambio veloce con il numero 14, attenzione, poi la palla per Bozzo rimane in possesso, allarga per Pinton sulla destra, prova l'1 contro 1, Pinton cerca di entrare in area, ovviamente nessuna protesta, il pallone probabilmente verrà messo fuori perché Pinton è rimasto a terra e infatti è così. Prima forse azione davvero prolungata del Friuli intorno all'area, nella metacampo avversaria. Le prime erano solamente incursioni repentine, invece qui hanno campeggiato per qualche minuto nell'area rivale senza però riuscire ad essere efficaci. Sì, ma infatti è una partita che quando le due squadre riescono ad attaccare è molto equilibrata. Diciamo che poi a livello di occasioni, se dovessimo fare la conta, il Veneto ha avuto quelle due clamorose, su errori tra l'altro della difesa friulana, quindi comunque Friuli, a parte questi errori, sta rispondendo bene. Lo 0-0, al di là di come è andata, poi è un risultato che può starci. Se il Veneto fosse stato più cinico nelle occasioni regalate dal Friuli, probabilmente stiamo parlando di un'altra partita. Esattamente, di una sfida diversa, con un Veneto magari anche in vantaggio di più di una lunghezza, se avesse sfruttato le due occasioni concesse, tra virgolette, dal Friuli.
Si ricomincia con un gesto di fair play. Friuli restituisce giustamente palla al Veneto e si prende gli applausi di tutti gli spettatori presenti. Ora palla a Rabar che opta per il rinvio lungo. Per Spader che prova a mettere giù, la tiene, tocca con la mano, fischiato fallo da parte del direttore di gara. E Friuli che può risistemarsi, riordinare le idee. Bravo il Friuli a capire la principale minaccia del Veneto, cioè Spader, raddoppiarlo in tutte le occasioni presenti e lasciarlo quasi mai nell'1 contro 1 dove il numero 20 può far male, può battere i difensori friulani. Bella questa azione, però Musumeci viene fermato. Allora riparte il Veneto con scambi veloci. Attenzione, poi palla per numero 5 Bonfà che cerca Spader. Altra bella chiusura della difesa friulana, che però la palla rimane comunque viva. Si avvita Mallardo che distrappa e però è un intervento quasi da karate. Però è l'altro Bellia, uno dei migliori Veneto, che chiude l'azione offensiva del Friuli. Da una parte all'altra, due duelli fisici molto molto vigorosi. Vincono le difese in questi due casi. Attenzione qui che prova l'avanzata, palla però che finisce facile sui piedi di ritmi Tosoni, che non accennano comunque a scendere. Le due squadre continuano a prestare alto, a contrastare con vigore, con Bellia ancora protagonista nella difesa veneta. Ora riprova il Friuli con il possesso palla. Attenzione però a non concedere errori come in precedenza alla compagine rivale. sì, gira la palla del Friuli tra i suoi centrali. Adesso la palla è tra i piedi di Muranella che riscarica per il numero 9 Mallardo, che spesso si abbassa tra i difensori anche per cercare di fare una sorta di salita alla volpiana, che è quando il regista si abbassa ai centrali per dare una soluzione in più nel palleggio. Ma allora Sissé prova a lanciare, proteste dalla tribuna per un fallo non sanzionato, esce senza paura Tosoni e mette in fallo laterale. Ottima scelta qui di Tosoni, che decide di uscire dalla propria fortezza, dalla propria area, ma compie la scelta giusta, ragiona nel modo giusto, spazza, sventa un possibile pericolo in profondità, l'ennesimo con Spader lanciato, e mette in fallo laterale. Qui palleggia molto bene il Veneto nello stretto. Attenzione all'imbucata centrale dove avanza il numero 15 Veneto. La palla però è preda del Friuli che prova a ripartire. Lo scambio con Marin che però sbaglia la sponda. Allora il Veneto può sistemarsi e girare il pallone. Marin va in pressing comunque sui centrali, ma Campesan non va in difficoltà. Bellia poi riparte dal suo portiere Rabar, che Marin lasciato un po' solo lì, non riesce a dialogare con i compagni, non riesce ad essere servito nel migliore dei modi e quindi la sua pericolosità si abbassa di conseguenza. sì, poi ti segnalo anche appunto l'azione sempre Guizzini, che è uno dei più attivi e propositivi in fase offensiva, sempre con le sue avanzate. Tra lui, sulla catena di sinistra, appunto c'è lui. Visto l'equilibrio che regna sul Federici. terreno di gioco, al momento solo un guizzo di un singolo, un colpo di scena può sbloccare questa partita. Spader va al duello, la palla va poi sul numero 5 Giovanni Bonfà, fermato in fallo laterale. Dalla battuta va sempre il solito instancabile il trenino Marco Bellia, che batte vicino a Sissé. Sissé cerca in profondità Rubino prova a entrare, chiuso ancora, si rimane più o meno sempre nella stessa zona dove si è battuta la rimessa di prima. Sempre Marco Bellia alla battuta che cerca Spader scarica su Bellia tocca un po' così con Sissé, riesce a crossare Zuliani, però la parata è facile per Tosoni. Altra chiusura non perfetta, In questo caso però così dire. non era semplice, efficace. e soprattutto non c'erano avversari vicini. In questo caso sì, molto efficace. Ha cercato una sforbiciata quasi per chiudere, fortunato a consegnare la palla nelle mani del suo portiere. Assolutamente, attenzione qua, bella sponda del capitano. Attenzione però, la palla è rimasta un po' troppo indietro, la classica palla sotto, quindi Palmegiano non riesce ad allargare bene il gioco per Lombardo, e quindi dopo la grandissima sponda di Pinton, che aveva appunto aperto un'autostrada che Palmegiano aveva aggredito
coi tempi giusti, ma che non ha concluso al meglio. Sì, era un'occasione da sfruttare sicuramente meglio, visto i compagni che partivano sulle fasce, vista la qualità tecnica del numero 14 friulano, che poteva sicuramente servire meglio i compagni più avanzati. Andando verso la chiusura di questo primo tempo, ma il Veneto non accenna a demordere. Allora ancora Bellia che sale con continuità su questa fascia, la mette in mezzo, la palla rimbalza, bravissimo ad allontanare Muranella, il rimbalzo che giusto, salva tutto. E allora poi il Friuli non butta via la palla, esce con qualità. Grande numero nello stretto, grande classe per Tell, che allarga Palmigiano. Palmigiano punta Bellia, che è tornato nel frattempo in difesa. Bellia rimane nel duello, Parmigiano la tiene, però la palla esce. Il solito Bellia a fermare tutto. Bravo però Palmigiano, quasi a rompere il raddoppio avversario. Per poco non riesce a tenere palla in campo e compiere un gesto tecnico molto molto estroso, molto di altissimo livello. Bel dribbling anche di Tell, che si era liberato di Sissé in mezzo al campo, una zona rischiosa, ma sì, per con far coraggio. ripartire poi l'azione friulana. Ancora Fedrighi che cerca Guizzini, prova il duello, spinge. Fallo non fischiato. Spinta che almeno dalla nostra postazione sembrava evidente. Proteste qui in tribuna per il Friuli, accompagnate anche da qualche contestazione. Non la prendono però bene i tifosi va friulani. lentamente alla battuta Rubino, aspettando che possano arrivare a saltare tutte le sue torri. Pericoloso Spader, pericoloso Campesan, sicuramente i due più pericolosi, ma c'è anche Gobetti che quanto a stazza, anche Bellia che sì, si stacca anche Bellia nella Vediamo scorsa occasione, è rimasto ultimo uomo, questa volta Mancino si porta Rubino in alla centro battuta, dell'area. la palla in mezzo, messa fuori, però arriva sulla ribattuta Fedrighi che la mette su sinistro, calcia in mezzo, la palla messa fuori, ancora allontanata. C'è però un fallo in attacco, quindi il direttore di gara fischia. Importante questo fallo in attacco per il Friuli, che respira un po', allontana la pressione del Veneto, che sui calci piazzati può far male, sui cross può far male quando porta le sue torri in aria. Ora si alza anche il vento, che di certo non aiuta i ragazzi. Folate di vento, attenzione, cadono bandiere nel frattempo. Noi però siamo ancora al nostro posto, con il vento di certo non aiuta il gioco, questa le palle tempesta alte fastidiosa che ne risentono sicuramente. è soprattutto improvvisa, quella è stata la cosa che Sì, quasi dal nulla si alza un vento fortissimo che a alza pienezza, un po' di clima polvere in campo. strano, incomprensibile, tipicamente primaverile a Torino. Questo un po' caldo, al sole, freddo all'ombra, insomma. Arbitro probabilmente aspetta che passi la tempesta per ricominciare a giocare, non so, ha fischiato qualcosa. Fa ribattere infatti calcio, la rimessa dal fondo. Si riparte con calcio di rinvio di Tosoni per appunto calcio di punizione precedentemente guadagnato. Va al rinvio lungo a cercare la testa di Marin, però il Veneto fa preda del pallone, Espander prova a far ripartire ma viene fermato. Musumeci prova a cercare centralmente. Sì, Spader di nuovo raddoppiato, di nuovo difende palla ma non riesce a servire i compagni. Fallo per qui su Fedrighi di Zuliani, che era uscito molto alto in pressing, andare a cercare di contrastare il numero 19 del Veneto. Rubino. Sa che non deve lasciargli spazio, perché se si gira e si prende campo può far male, può puntare, può far male, quindi preferisce attaccarlo alto, farsi sentire. Sì, il Veneto ha una catena di mancini sulla... Adesso Spader si è spostato a sinistra, però altrimenti ha una catena di mancini sul centro-sinistra tra Guizzini, Rubino e anche il numero 11 Fedrighi, che tendono a dialogare sempre molto bene con il loro piede forte, quindi stanno cercando di sfondare da quel lato dove sono arrivati già qualche pericolo. Sempre Rubino a ricaricarsi la battuta, salgono le torri, ancora Rubino alza il braccio, cerca forte la palla per Spader, che gli viene tolta da un suo compagno di squadra e finisce qui. Finisce qui il primo tempo, 0-0 al bilancio della prima frazione. Allora, partita equilibrata. Friuli ha rischiato di farsi 2 gol da soli, ma alla fine il Veneto non ne ha approfittato. È tutto per questo primo tempo. Rimanete in linea che ci vedremo tra poco, tra un quarto d'ora,
con l'inizio della seconda frazione di gioco.
Da ridere perché ho letto i commenti sul gruppo. E guardi tu? Ok, queste sono le distinte, che io non le ho memorizzate un po'. Sì, ok. Vai, ci siamo. Ok, eccoci qua, ben ritrovati da Pianezza a tutti. Direi che la tempesta di vento sembra essere passata, il clima sembra essersi ricollegato. A parte, appena detto, vabbè, ci sono stati degli intoppi, ma comunque siamo pronti per il secondo tempo di questa partita 0-0 qui a Pianezza tra Friuli e Veneto. L'arbitro è pronto a dare il calcio d'inizio, noi siamo pronti a commentare il secondo tempo di questa gara. Qui c'è stato un cambio in impostazione di cronaca, adesso facciamo salutare anche il nuovo arrivato. Sì, ciao a tutti, io sono Marco e darò una mano a Francesco a commentare il secondo tempo. Ecco che ha fischiato l'inizio l'arbitro, comincerà il secondo tempo. Attenzione subito il Veneto che prova il lancio lungo, duello aereo, non fischiato il fallo. Tiro nel numero 2 che vi segnaliamo già un nuovo cambio. Sì. Adesso vi segnaliamo appena riusciamo a recuperare tutti i cambi. Col numero 2 Nicola Basso che è entrato subito come esterno alto, è già andato al tiro, quindi direi che ingresso in campo niente male. Sì, entra subito e cerca di spaccare la porta immediatamente dal suo ingresso. Bene, che dovrebbe essere entrato al posto, sì, lo dico subito, al posto di Giovanni Bonfà, che è stato forse uno dei meno coinvolti nei 4 davanti, con Fedrighi sull'esterna sinistra e le 2 punte, appunto, come detto, Rubino e Spader. Riprova a partire il Veneto subito alla ricerca di Spader, che prova a proteggere il pallone. Rubino con il duello a centrocampo, e il Friuli prova a ripartire l'azione, la verticalizzazione in avanti per numero 8 Francesco Lombardo, palla che si perde però tra le braccia del portiere del Veneto Matteo Rabar. Sì, da sottolineare la prestazione del 3 del Veneto, Biella, che sta facendo una partita incredibile. Ha fatto un primo tempo spettacolare, anche nel secondo tempo si sta dimostrando attenzione un grande a Spader, giocatore. Attenzione al Veneto in attacco. Spader che allarga per il numero 19, attenzione Rubino, penetra di rigore e c'è il vantaggio del Veneto con Pierpaolo Rubino che sblocca l'equilibrio a Pianezza. Secondo tempo iniziato in maniera totalmente opposta, e stavolta la terza occasione è quella buona. Il Veneto passa in vantaggio con Pierpaolo Rubino, come detto, che si incunea in area di rigore, salta il suo diretto avversario, poi col mancino, il suo piede preferito, trova il gol del vantaggio. Se nel primo tempo avevamo detto di un Veneto sprecone che non è riuscito a approfittare delle occasioni lasciate dalla formazione friulana, direi che il Veneto nel secondo tempo se la crea da sola l'occasione e poi la concretizza al meglio, e quindi cambio parziale qui a Pianezza. Veneto 1, Friuli Venezia Giulia 0. Eh sì, proprio così, Francesco. Dopo un minuto e mezzo il Veneto ha praticamente passato subito in vantaggio, nonostante un primo tempo in cui, come dici tu, ha sprecato di tutto. Ora è bastato un minuto e mezzo, è rientrato in campo col giusto spirito, con la giusta grinta per passare in vantaggio e ipotecare il passaggio alla semifinale. Ancora lunghissima, però c'è tutto un secondo tempo da giocare. Il Friuli non venderà sicuramente cara la pelle, però qui sbaglia un disimpegno. Attenzione che gira subito il pallone col nuovo entrato Nicola Basso, che cerca Spader, che non molla comunque il duello nonostante la palla fosse fuori dalla sua portata. Palla fuori e quindi si parte con la rimessa laterale, ma prima c'è il primo cambio di questa gara, oltre a quello appunto effettuato nell'intervallo di questo secondo tempo. Pronto ad entrare con il numero 15, che in realtà era solo uscito per un colpo. Vi chiedo scusa, c'è stato, è proprio partito dalla zona di centrocampo, quindi ho fatto confusione, vero? Siamo in due a esserci confusi, ma perdonateci. Ma era proprio nella posizione giusta per dove effettuare il cambio. Spader qua forse tocca con la mano, l'arbitro lascia giocare. Qui duello tra Bellia che si aggrappa probabilmente alla maglia, l'arbitro non fischia tra le proteste della tribuna friulana. Ma Bellia comunque è sempre efficace, ruvido ma efficace, e riesce a tenere il possesso del pallone. Il Friuli poi prova a ripartire con lancio lungo alla ricerca del numero 13 Musumeci, uno dei più cercati nella prima frazione. Sì. Spesso col suo mancino quando rientra verso il centro può essere sempre pericoloso. Per ora però la palla esce. Vedremo ora come si svilupperà la rimessa da parte del Veneto, che sbaglia la rimessa e concede palla al Friuli.
Attenzione poi il numero 2 che intercetta Bozzo. Tanti duelli, fase di gioco concitata, prova a sistemare tutto, non va per il sottile Guizzini che rinvia a lungo. Adesso il Veneto può risistemarsi e il Friuli può girare il pallone con il numero 12 in possesso, Carlo Tossoni, che poi allarga appunto, e il Veneto fa il giro da dietro con i suoi centrali che hanno costruito molto, e poi appunto, come ho detto, il numero 9 in posizione da regista che si mette tra i centrali a costruire il gioco, quasi diventa un libero, come appunto dicevo prima parlando di salita alla Volpiana, è appunto quella. Comunque il Veneto costruisce adesso con il numero 14 che va lungo sempre a cercare Spader, che spizza benissimo di testa la posizione, però come ci è apparso in diretta è di fuorigioco. Spader che è praticamente tanto qui delle proteste per un presunto cartello giallo per il numero 11 Fedrighi che non ha, cioè che ha allontanato il pallone dopo il fischio dell'arbitro. L'arbitro però utilizza la clemenza e decide di non punire giustamente il numero 11, che forse a termini di regolamento sarebbe stato corretto. Il metro di giudizio adottato dal direttore di gara in tutta la partita in questo momento, da dire. Qui sbracciata. Non detto, arriva il primo cartello. Stavamo dicendo esattamente l'opposto, si è verificato perché Marin sbraccia probabilmente sul volo e colpisce appunto in faccia il centrale del Veneto, che rimane appunto a terra. Probabilmente qua sì, diciamo che se non ha dato il giallo prima si è rifatto adesso, esatto, perché Gobetti adesso si rialza, sì, è rimasto a terra, accompagnato la caduta da un urlo che probabilmente ha sicuramente indotto il direttore di gara a fischiare il fallo. Quindi il Veneto con Rabar può andare al calcio di punizione. Cerca subito dei suoi attaccanti in avanti. La palla che rimane lì. Friuli allontana. No, non riparte. Palla finita fuori. Cambio per il Veneto e per il Friuli, scusate. Vediamo un po' il giocatore che uscirà. Entra con il numero 18, intanto ve lo posso dire, sì. Giacomo Schiavon. Fuori con il numero 10 appena ammonito Jeremy Marin, che non so, probabilmente sia anche per rischiare. Esatto. Un cambio alla Inzaghi abbiamo già ammonito, subito tolto per magari per evitare di rimanere in 10 visto gli animi concitati, comunque perché è una partita molto molto sentita, una sorta di derby quasi. Sì, è praticamente un derby tra regioni. Quindi per evitare, anche al di là di quello che succederà nel finale, ricordiamo sono passati 7 minuti di gioco, il punteggio è Veneto 1 Friuli Venezia Giulia 0, assegnato Pierpaolo Rubino, che col mancino. Un minuto e mezzo di gioco. Facciamo un giro dei campi. Facciamo un giro dei campi per vedere nel frattempo i parziali. Negli altri campi siamo, dunque, il Bolzano stava vincendo 1-0 prima. Sì, il Bolzano continua a vincere 1-0 con la Lombardia. E negli altri campi siamo 0-0 tra Liguria e Trento, e anche tra Marche e Campania, tutte e due 0-0. Attenzione però che facciamoci su questa partita, perché Basso prova a puntare, guadagna il calcio d'angolo. Ottimo ingresso sicuramente quello di Nicola Basso, che probabilmente ha dato di più di quanto è riuscito a dare Giovanni Bonfà, che sono giocatori con caratteristiche totalmente diverse, un po' più brevilineo Basso, un po' più fisico invece Bonfà, però ora sta pagando la velocità e la rapidità di Basso negli spazi stretti. Calcio d'angolo sempre con Rubino a battere, salgono le torri, attenzione a Rubino, la mette in mezzo sul secondo palo, pesca Spader che si aggiusta un po' con le mani, l'arbitro non fischia, ma calcio rimessa laterale, palla fuori. Ricordo, per risultati in temporale statistiche c'è l'app di Sprint Sport da scaricare, che è gratis, la trovate sull'App Store o sul Play Store. Assolutamente, per rimanere sempre aggiornati su tutto e su ogni novità, ogni statistica, gli articoli, tutte le partite seguite. Facciamo un lavoro incredibile per cercare di offrire il servizio migliore possibile perché voi possiate rimanere aggiornati su tutto. C'è nel lancio lungo a cercare sempre il neontrato Basso, palla però sbagliata. Altro cambio in arrivo per il Friuli, sì. Fuori numero 8. Lombardo entra. Ed entra il numero 3 Clarini. Sì, perfetto. Lombardo che ha iniziato molto bene il match, si è un po' spento col passare dei minuti, adesso dopo 8 minuti esce per lasciare spazio a Clarini. È buona anche, è doverosa la gestione degli uomini, anche perché si sono giocate 3 partite in 3 giorni, questa è la quarta in 5 giorni, quindi un po' di stanchezza anche si fa sentire. Attenzione però, Musumeci
dalla destra, prova a entrare sul suo sinistro. Attenzione che punta il suo diretto avversario. Musumeci tiene il pallone, cerca un bel corridoio, ma la palla è troppo lunga. Sì, è subentrato Clarini, non ci arriva e quindi palla Poteva subito rimessa dal fondo. incidere sul match, però la palla è troppo lunga. Vediamo qui che siamo al 10° della ripresa. 35 minuti alla fine, c'è ancora una vita da giocare prima che finisca il match. Fischio. Palla a cercare direttamente il numero 11 Lorenzo Fedrighi, però non riesce a tenerla e quindi il Friuli può ripartire con la rimessa laterale. Il numero 2 Jacopo Bozzo che va al lancio lungo per il numero 18 Schiavone, che tiene molto bene il pallone. Schiavone è con un po' più riferimento centrale rispetto a Marin, che invece è un attaccante un po' più mobile. Schiavone è un attaccante alla Spader dall'altra parte, quindi insomma attaccanti che tengono riferimento e che cercano di dare un fastidio ai centrali, perché finora i centrali del Veneto molto alti. Attenzione qui, sì, Friuli che sembra un po' sparito dopo il gol del vantaggio, sembra forse aver subito un po' a livello psicologico il vantaggio. Vedremo in questi 40 minuti di gioco circa che ci rimangono cosa succederà. 4-4-2 anche per il Friuli. Ti comunico comunque con Clarin che gioca alle spalle di Schiavon e con i due. Attenzione ancora, il tiro, attenzione, la palla rimane lì. Sembrava abbastanza semplice, però probabilmente il vento ha fatto assumere al pallone una traiettoria diversa e quindi la palla che sembrava una parata facile per Tosoni non è stata così tanto, che chiude in quasi 2 tempi. Esatto, poi comunque mezzo, diciamo. non c'era nessuno nei paraggi per poter convertire rete. Qui grande controllo di Musumeci che va via con uno stop a seguire, giocata clamorosa di Musumeci. Arriva anche il cartellino giallo per Fedrighi, scusate, che giocata alla Messi praticamente di Musumeci, che è solo mancino, però quel piede lo sa usare molto bene. Gran partita di Musumeci. Un dribbling con uno stop a seguire volante, tanta roba obiettivamente. Sì. Qua delle proteste intanto. I risultati sugli altri campi rimangono invariati, quindi continua a vincere solo il Bolzano e le altre squadre sono tutte sullo 0-0 per ora. Sì, Lombardia clamorosamente sotto con Bolzano. Lombardia si sta giocando con di nuovo il gol con di Hausserhofer nel primo tempo, al 29esimo. Bolzano che sarebbe vicino alla sua seconda impresa. Oggi Under 17 stava per eliminare la Campania. Ho visto giocare i Bolzano Under 19, sono molto bravi effettivamente, sono una buona squadra. Attenzione, dalla battuta sempre colui che si è procurato il fallo, Musumeci. Grande occasione per il Friuli, che con quel mancino educato potrebbe metterla pericolosa. Attenzione, calcio col sinistro e si distende in volo Rabar. Grande punizione, grandissima punizione, ma si vedeva un po' da come ha preso la rincorsa, da come è preciso su mancino a giro. Nicolas Musumeci rischia, sfiora il gol. Serve un grande intervento di Rabar a mettere in calcio d'angolo. Sempre lui si incarica della battuta. Attenzione, la palla è in mezzo. Stavolta Rabar è sicuro in presa. No, e può far ripartire l'azione. Veneto che ha rischiato su questa occasione. Sempre lui l'unico uomo protagonista nella stessa azione. Musumeci ha preso il fallo, ha tirato la punizione, ha battuto il calcio d'angolo. Però qui attenzione con la palla centrale. Schiavon sponda molto bene, si inserisce bene Clarini che va via sulla destra, se la allunga un po' troppo, riesce a tenerla in campo, guadagna una preziosa rimessa, riesce a tenerla al massimo visto come è andato il pallone. Attenzione il capitano che viene però intercettato e adesso Fedrighi prova a ripartire, aspetta l'arrivo di qualche compagno, palla fuori e gestisce e aspetta, concede la rimessa al suo compagno di reparto, sempre sull'out di sinistra, il numero 15 Nicolas Guizzini. Se cade e l'arbitro fischia un fallo, anche questo contestato. Diciamo che sono tante le decisioni che deve prendere il direttore di gara in poco tempo, perché il gioco in mezzo al campo è davvero molto spezzettato, l'agonismo è davvero alto, quindi sì, una partita molto intensa, si sente il clima da quarti di finale. Esatto. Quanti palloni lunghi cercare di espandere, però adesso Bellia va via ancora sulla destra, la mette in mezzo, scarico il secondo palo, si divora il gol, errore clamorosa occasione per il 2-0 da parte di Basso, Nicola Basso che si era
staccato a rimorchio sulla grandissima azione ancora di Marco Bellia, che su quella fascia sta facendo quello che vuole. Guarda, migliore in campo per ora. Assolutamente, vince il rimpallo, la mette in mezzo, anzi contrasto, perché poi in realtà ci è andato convinto. L'ha messa in mezzo, la palla poi da basso non è stata colpita benissimo, è stata un po' strozzata e quindi il tiro è finito fuori. Friuli che prova a ripartire. Abbiamo con il numero 2 il Friuli Bozzo che riparte, ma viene fermato dal Veneto. Non vedo il numero. Dal numero 11 del Veneto, Fedrighi. Palla lunga ancora a cercare la sponda, il nuovo entrato Clarini. Non va per il sottile Campesan che rinvia lungo, ma la palla è preda dei giocatori del Friuli. Con il lancio lungo a cercare Schiavon. Schiavon protegge. Ancora il classe 2004. Prova a girarsi, ma Bellia oggi non si passa, è in giornata di onnipotenza totale. E quindi in qualche modo, però qui adesso attenzione al bellissimo strappo dell'autore del gol Rubino, che cerca Spader in mezzo. Spader, grande intervento stavolta di Zuliani, che anticipa e esce in grande stile, però attenzione che rischia un po' troppo. La palla esce comunque ed è rimessa per il Veneto. Diciamo che il Veneto, quando si distende con i suoi trequartisti, con i suoi esterni, può diventare pericolosissimo, sì, perché poi la ricerca costante di Spader che fa la sponda, fa salire la squadra e poi cambia davvero tanto la manovra, perché comunque i centrali sono sempre impegnati sul suo marcatore. Attenzione qua, il numero 15 prova a calciare, la palla rimane lì, attenzione, subentra il palo, il palo di Nicola Basso. Palo di Basso in 2 minuti. Riavvolgiamo il nastro. Guizzini riceve centralmente senza pressione, è indisturbato, calcia in diagonale, respinge il portiere del Friuli Carlo Tosoni. La palla arriva, rimane lì. Nicola Basso, il più lesto a anticipare, calcia sul palo con la palla un po' strozzata. Di nuovo non ha avuto la possibilità di tirare senza essere disturbato da qualcuno, e quindi la palla finisce sul palo. Altra grande occasione per il Veneto di raddoppiare. Da battuta sempre Rubino. Rubino va in mezzo a saltare per Spader. Palla alta. Tanto siamo arrivati, sì, siamo al 16° e dagli altri cambi non cambia ancora nulla. Gli altri campi il risultato rimane invariato per ora. Sempre il clamoroso vantaggio di Bolzano, sì, che sì, il Bolzano continua a rimanere in vantaggio anche in questo secondo tempo per ora. E tra Liguria e Trento non si sblocca nessuno delle due, neanche tra Marca e Campania. Bravo, ottimo lavoro qua di Spader, che allarga su Fedrighi. Fedrighi per il cambio di gioco di Maragno. Attenzione, che pesca. Basso prova a puntare, salta, grande. Entrato ottimamente in campo Basso, poi viene però fermato perché tentenna troppo e non si libera in fretta del pallone. Basso è entrato subito in partita, che sì, prestazione. Uno dei migliori sicuramente per quanto ha mostrato a livello tecnico, i suoi dribbling, le sue giocate. Attenzione però Friuli che avanza ancora, Bellia va a contrasto, la palla è ancora buona. Schiavon prova a girarsi in mezzo a tre, non si concretizza qui. Decisione strana da parte del direttore di gara, perché ha lasciato correre il vantaggio quando poi il vantaggio in realtà sembrava essersi, diciamo, vanificato. Schiavone è riuscito ad andare via con la palla in mezzo a 3 uomini, poteva puntare la porta. L'arbitro però ha interrotto il gioco, ha fischiato il fallo e quindi si va a calcio di punizione per il Friuli da ottima posizione. Quindi comunque al di là di tutto c'è sempre un'occasione per il Friuli, che può battere la punizione e andare in area con le sue torri. Vediamo cosa succederà. Potrebbe essere un'occasione pericolosa. Soprattutto il neoentrato Giacomo Schiavon di testa sembra essere abbastanza sembra essere abbastanza letale, abile. Attenzione a cercare proprio lui sul secondo palo, la mette in mezzo. Manco averlo detto apposta, la palla era proprio su di lui, infatti probabilmente è un'arma in più, cosa che... Attenzione qui, intanto Fedrighi perde tempo, l'arbitro arriva minaccioso nei suoi confronti perché la palla stava scorrendo senza che non ha fatto nulla per velocizzare la ripresa del gioco, quindi rimane comunque sempre lì. 19° del secondo tempo, sta Veneto preparando di un gol. Iniziano sempre a cercare Spader, che avrà sanato 20.000 volte in questa partita a contrasto con i suoi marcatori. Diciamo che al momento il duello è molto molto ruvido, ma molto corretto. È una delle armi forse
a livello di gioco è la soluzione che il Veneto sta cercando di più quando non riesce a passare dai suoi esterni, perché è sempre una garanzia, diciamo, Spader, almeno comunque nell'andare a duello, al di là che la prenda o non la prenda. E infatti adesso palla lunga da una palla innocua, Spader prende posizione e si guadagna in realtà fallo per il Friuli. Sembrava il contrario in realtà, perché Spader aveva preso posizione. Allora il Friuli gira il pallone, palla centrale un po' forzata, e allora Sissé cerca di partire nello spazio, prova la verticalizzazione, ma grande intervento di Pinton che fa ripartire l'azione. Continua Pinton, atterrato dal numero 7 del Veneto. Giallo tra l'altro per Sissé al 20°. Fallo tattico. Sì, quindi il cartellino è corretto. Altra occasione per i Friuli, calcio di punizione, sempre alla tre quarti, in maniera anche un po', stavolta un po' più accentrata, quindi volendo si potrebbe anche provare una battuta in porta. Anche tirare in porta. Siamo un po' lontani secondo me. Lontani, però potrebbe anche farlo. Sul pallone sistemato con cura, forse siamo lontani per far male a Rabar da qua, però sicuramente un pallone in mezzo, sempre a cercare la testa di Giacomo Schiavon, potrebbe essere una soluzione, salgono anche centrali. Rimane dietro solo, attenzione, la palla di Palme, attenzione, la parata sul tiro di Palmegiano, traiettoria velenosa, centrale, ma che comunque ha messo in difficoltà Rabar, perché ha dovuto fare un passo indietro per cercare di salvare il pallone, e quindi palla in angolo. In angolo credo vada sempre, infatti va sempre Musumeci, 2 braccia alzate, veramente è un altro schema nel quale Pallo andrà a cercare. Il direttore di gara cerca di fare un po' di ordine, perché ci sono un po' di spinte in area, e allora cerca di ristabilire l'ordine perché si possa procedere alla battuta in maniera regolare senza dover fischiare eventuali falli. Vediamo un po', adesso sembra essere tutto ok, si può battere. Musumeci con 2 braccia alzate, come detto, pronto a battere. Attenzione a Musumeci, la battuta col mancino, la palla che rimane lì, il colpo di testa in anticipo, come detto, di Giacomo Schiavon, che stacca indisturbato sul primo palo, colpisce la traversa e la palla poi finisce alta. Grande occasione per il Friuli su calcio d'angolo, Friuli che si sta facendo vedere. Il Veneto forse ha abbassato un po' troppo presto il baricentro, perché il Friuli adesso sta prendendo coraggio. Il Friuli vuole rimetterla in sesto, vuole rimetterla in parità per cercare di riaprire la sfida. Dopo i primi minuti dove ha subito un po' magari il vantaggio, adesso è ripartita e sta cercando di riaprire la partita. Avrà il lancio lungo, però ancora Pinton che poi guadagna il fallo. Attenzione, cartellino per Rubino, e l'autore del gol ammonito. Ovviamente per un contrasto di troppo, l'arbitro bravo qua a fermare subito le eventuali ostilità che un match di questo tipo può sicuramente generare, perché quarti di finale è anche un mezzo derby, quindi le caratteristiche ci sono tutte. Qua Pianezza tutto esaurito sugli spalti, pieno di tifosi friulani, ma anche da parte del Veneto i supporter non manca. Giustamente, perché una partita così importante per andare in semifinale nel torneo delle regioni, che ricordiamo, oltre alle dirette YouTube, potete seguire su Sprint Sport, la nostra app. Consigliamo di scaricarla, perché c'è tutto quello che ci potete cercare, perché ci sono articoli, ovviamente tutte le partite sono seguite, ci sono le statistiche, ci sono i tabellini in live, c'è davvero tutto quello che si può chiedere. Intanto c'è un cambio per il Veneto, esce con il numero 7 Omar Sissé, tra l'altro ammonito. Fase decisiva, giusto il cambio. Al 18 Prandin. Lorenzo Prandini che entra al posto di Sissé, sicuramente una scelta sensata, perché Sissé in mezzo al campo, inevitabilmente si formeranno tanti duelli da qua alla fine. Chiaro, quindi tenere un giocatore ammonito è un rischio. Il secondo giallo poteva essere abbastanza prevedibile, quindi scelta giusta, anche in vista di una possibile semifinale. È uscito anche Spader nel frattempo, ve lo confermo, ha preso tante botte, tanti duelli. Buona partita di sacrificio per lui, una partita da attaccante vecchio stile che non si risparmia. Comunque ha fatto un ottimo lavoro di sponda, ed entra il numero 10 per le forze fresche nei minuti finali, Farias Macedo, per cercare di approfittarne
Ma il Friuli non molla. Adesso alza il baricentro alla ricerca del pari. Il numero 2 della battuta, Jacopo Bozzo, che cerca lungo, una rimessa da terra un po' incomprensibile, però la palla comunque rimane lì. Allora Federichi, Bozzo va a pressarlo e riesce a uscirne vincitore, cerca di guadagnare una rimessa, la palla rimane lì, intervento a gamba tesa, fischiato il fallo, Veneto che può, Friuli che può ripartire con un calcio di punizione. Negli altri campi continua a non cambiare nulla, nessuna delle squadre continua a segnare, quindi i risultati però rimangono invariati. Qua sbagliata l'esecuzione del lancio. Il numero 9 Mallardo, Francesco Mallardo, il regista di questa squadra, che però questa volta tanto sbaglia regista non è. la misura. Il Veneto pronto a ripartire col numero 1. Calcio lunghissimo. Nessuna delle due squadre fa costruzione dal basso per ora, ma cercano tutte e due di Primo tempo sì, sfondare invece in sì, questa questo ripresa secondo tempo di meno. e non è più, forse perché inizia a pesare un po' di più il pallone, inizia a scottare, Esatto. e quindi sai, di andare dritto in porta. esatto, non c'è quella tranquillità nel poter costruire senza, consapevoli di prendersi qualche rischio eventualmente, perché adesso comunque siamo al 25esimo, si va verso il 26, quindi una ventina di minuti arriva il triplice fischio. più il recupero, quindi ce n'è ancora da giocare, abbiamo superato la metà, ma tantissimo. Attenzione, c'è un giocatore del Veneto a terra in questo momento, numero 11 sembra. sì. Sì, vediamo cosa succede. No, si rialza. Aiutato dal direttore di gara, si rialza, e anche dal numero 13 del Friuli, per sottolineare il fair play. Nonostante qualche contrasto, qualche scintilla, bello questo gesto di fair play. Ma dalla battuta va di nuovo il marcatore, l'autore del gol, Pierpaolo Rubino. Anche se forse siamo un po' lontani e non è la posizione ideale per un mancino da lì. No. Vediamo se cercherà il cross in mezzo o proverà direttamente a porta, visto il gol segnato, magari in fiducia. Vediamo un po' cosa sceglie di fare. Essere in fiducia, eh. Va Infatti, verso la ma va porta. altissimo e finisce addirittura in strada. Ha tentato la giocata, non è riuscita, però si parte allora da dietro col Friuli, che prova a girare il pallone. Adesso si passa dalla corsia a sinistra, dove cerca di avanzare il numero fallo guadagnato. Intanto attenzione che c'è un parapiglia, no, l'arbitro riesce a sistemare tutto e allora il Friuli riparte sempre col suo capitano, che sta toccando tantissimi palloni in questa fase di gioco per cercare di dare una mano ai suoi compagni. Ha abbassato un po' la sua posizione, allora si va dal numero 11, che va poi da Mallardo, che prova a girare. Attenzione, Mallardo la recupera di nuovo e Clarini prova il tiro, la palla rimane lì, attenzione, poi messa fuori Federichi, che allontana e allora mette giù bene Zuliani poi prova a realizzare con Clarini. Musmeci, bello lo scambio in velocità con Clarini mette in mezzo la respinta del numero 14 Nicolò Gobetti, mette in calcio d'angolo e adesso il Veneto alza la pressione, alza il baricentro. Sono tante adesso le occasioni e i calci d'angolo che stanno arrivando per il Veneto. Chissà che non possa esserci il calcio d'angolo giusto con il colpo di testa. Abbiamo visto la pericolosità prima di Giacomo Schiavon, vediamo ora. Richiama sempre lo stesso schema, non so se è un altro schema. Richiama sempre lo stesso schema, non so se è un altro schema. No, dritto nelle mani del portiere. Salta lo schema. Dritto nelle mani di Abrar. Rabar poi blocca il pallone, sì. E adesso diciamo che le occasioni sono tante, adesso bisogna, l'occasione più grande si è avuta con la testa di Schiavon, adesso bisogna creare l'altra. Bello qua lo scambio, Federichi prova a cercare bene il pallone in profondità per Farias si gira, la mette in mezzo, rischiando anche l'autorete, attenzione perché... Qui palla in calcio d'angolo, è entrato Farias a giocare il primo pallone della sua partita. Sì. Calcio d'angolo per i veneti. Vediamo che cosa succederà, se chiameranno lo schema anche loro o se... La battuta va il solito Pierpaolo Rubino. Sì, chiama lo schema anche Rubino. Vediamo un po' cosa... Siamo al 30° minuto di gioco e sei sempre 1-0 per il Veneto. Calcio d'angolo dalla destra, sempre Farias la prende lì. Poi arriva Basso che prova a gestirla, Basso, rimane in area, gli avversari sono tanti, rimane comunque in possesso della sfera, vediamo se riesce a ottenere qualcosa. La bandierina, vediamo cosa ottiene. Ottiene un calcio d'angolo per il Veneto.
quindi ottiene il massimo possibile di quello che poteva ottenere. Adesso forse c'è un doppio cambio, Sì, uno per parte. uno per parte, vero? Esce con il numero 6 per il Numero dobbiamo 8. capire di quale delle due squadre. Del Veneto entra il numero 8, Colella. che esatto, Alessandro Colella esce con il numero Invece 6, per il Friuli Campesan. esce 15. Per il Friuli esce Pinton. Esatto, il capitano. Sì. Buona partita la Grande sua. partita da parte di Pinton. Ed entra con il numero 4, mi Il sembra. numero no, 6. numero 6, Alex Gori. Vediamo un po', si riprende a giocare, rimessa laterale in zona offensiva Un calcio d'angolo, scusate. per Nicola Basso. Entrato molto bene, appunto adesso si è un po' meno visto in fase offensiva, ma comunque è rimasta sempre una prestazione di alto livello nel complesso. Si aspetta che si possa, infatti arriva il fischio dell'arbitro, si riparte con la rimessa laterale in zona offensiva. Basso scambia con Rubino. Rubino, poi Basso commette forse fallo, il Veneto comunque allontana. Allora Schiavon prova a proteggere, si rimane comunque lì. Sì, rimessa laterale per il Friuli. Vediamo un po'. Il numero 9 la battuta, Francesco Mallardo, che va a cercare in avanti sempre Schiavon. La palla che rimane lì ancora. Qui c'è un brutto intervento involontario ovviamente, ma il fallo c'è. Attenzione che l'arbitro si avvicina perché c'è sempre un po' di protesta, perché il Veneto non sempre restituisce il pallone con celerità e quindi il Friuli spesso si lamenta. Allora vediamo un po'. Bozzo qua intercettato molto bene. Grande intervento di Gobetti che spalanca il campo per Rubino. Rubino riparte ma viene fermato da Musumeci. Avanza con calma Guizzini a battere la rimessa. Siamo al 32esimo, ormai quasi. Attenzione, vediamo l'arbitro che si avvicina con. Attenzione alla Rubino, qua Mancino per Guizzini. Guizzini passa da Marango che fa il giro, bella questa azione tutta di prima. Attenzione Federichi che mette in mezzo per Rubino, capisce tutto però la difesa. Gori capisce esatto. E ne è entrato. Attenzione che Gori di ripartire. Poi fallo di Bebellia, ma l'arbitro applica la norma del vantaggio. Poi grandissimo intervento di Nicolò Gobetti che salva tutto. Dopo il dribbling si è rialzato intanto il giocatore colpito dall'intervento vigoroso, per usare un eufemismo, di Marco Gobellia. Quindi l'arbitro però non lo ammonisce e quindi il Veneto rimane comunque in possesso del pallone, perché nel frattempo il vantaggio ovviamente non si era più concretizzato, perché era passato appunto il tempo concesso. Attenzione qui, il Friuli prova a rinviare, si autocolpisce perché Smeci viene colpito dal pallone, quindi rimessa per il Veneto in zona offensiva. Sì, Veneto molto più in attacco in questi ultimi minuti di gioco, sta probabilmente cercando di arretrare il vantaggio per chiudere definitivamente la partita. Allora Bellia prova a girarla e torna dal portiere. Bene, Friuli sale col pressing, Schiavon va in pressing solitario su Rabar, però la palla rimane comunque lì. Bellia tocca male di testa, rimessa per il Friuli. Andiamo, ecco, nel frattempo. Incredibile, negli altri campi non cambia ancora nulla. I risultati rimangono per ora invariati, quindi Liguria-Trento sempre 0-0, il Bolzano sempre in vantaggio sulla Lombardia e le Marche e Campania ancora sullo 0-0. E se ci seguite da un po' dovreste aver capito dove andare a reperire tutto, ossia sull'app di Sprint Sport, gratuita, con tutti approfondimenti del caso, statistiche, tabellini live, foto, marcatori, articoli, tutto quello che volete. Attenzione però, bella sponda di schema per Musumeci che prova ad andare via. Duello duro ma comunque corretto con Guizzini, palla in calcio d'angolo, altra chance per il Friuli. Terzo calcio d'angolo di fila per i friulani, che potrebbero magari capitalizzare. Speriamo sia la volta buona, così da riaprire la partita. Cambiano lo schema, ne chiamo un altro, non più solo una mano alzata. Attenzione a Musumeci, secondo palo, la palla rimane lì. Niente da fare per i friulani. E palla per Rabar che può
giocare adesso, mettere giù il pallone e andare per il rilancio lungo. Lancio lungo a cercare il neoentrato Farias, che mette giù palla poi per Basso, che può gestire il pallone, ma la rimessa è del Friuli. Quando si avvicinano 10 minuti Friuli deve accelerare i tempi Se per vuole cercare di riaprire la partita e provare di accedere alle semifinali del torneo delle regioni 2023. Comunque rimane il grande cammino dei ragazzi friulani. Sì, assolutamente. Fallo tanto Schiavone a terra, calcio di punizione, altra punizione. Nel secondo tempo la partita è stata molto più spezzettata, sono tanti i calci di punizione arrivati, tante le occasioni sono nate soprattutto da lì, Sì, al di là del gol che ha sbloccato l'equilibrio dopo pochi minuti. Tante occasioni di dare su palle inattive da una parte all'altra, effettivamente. Adesso fa 10 minuti alla fine. cerca di giocare il pallone il Friuli, sempre con lo scambio, stavolta è Bozzo in zona offensiva, subisce un colpo, rimane a terra, il Veneto gioca con il numero 15, poi bel gesto di fair play di Fedrighi che mette fuori il pallone, si accerta delle condizioni di Bozzo rimasto a terra per un colpo. Siamo lì alla fine. 10 minuti alla fine, i Veneti devono resistere 10 minuti in cui il Friuli molto probabilmente assalterà la porta, perché dovrebbe fare. Tenterà Bel gesto di replay per cercare di riaprire la partita. Friuli che restituisce la palla al portiere del Veneto. Sì, bel gesto, non scontato per sai, comunque adesso mancano 10 Certo, minuti, 10 quindi minuti alla fine non è così scontato. palla lunga a cercare Basso, l'anticipo secco. Poi ancora Palmegiano, Clarini cerca poi Mallardo che subisce il fallo. Friuli ora in battuta sulla punizione, molto distante dalla porta, dal lato sinistro del campo, quindi di sicuro cercherà qualche compagno. Vediamo. Attenzione al Friuli con il numero 11. No, calcio fuori di pochissimo. Friuli, Muranella calcio veramente fuori di poco, con deviazione da parte del portiere del Veneto. Palla finita in calcio d'angolo dalla parte opposta questa volta per il Friuli, ma un altro calcio d'angolo da sfruttare nel migliore dei modi possibile. Vediamo se sarà la buona pareggio. C'è il pareggio del Friuli. Attenzione, il pareggio del Friuli. Il pareggio del Friuli a 10 dalla fine. 20 Alessandro Zuliani, che l'avevamo detto che di testa era la situazione più pericolosa. Questa volta è stato letale, ha sfondato la porta. 37esimo, Zuliani per il Friuli, 1-1. Clamoroso. Qua la tribuna letteralmente esplosa per il gol del Friuli. Alessandro Zuliani di testa sul secondo palo, si è battuti un sacco di angoli dalla destra con il colpo di testa che non arrivavano, ma ci ha pensato il centrale difensivo Alessandro Zuliani dopo una partita a marcare i suoi diretti avversari. Va in area di rigore avversaria e trova l'importantissimo gol del pareggio. Bella tosta per i Veneti. 37esimo, quindi siamo a 8 dalla fine, anzi siamo quasi verso il 38. Tutto da giocare ancora per il finale, un pareggio che il Friuli forse si è meritato per quanto creato nella seconda fase. Esatto. Il Veneto che ha abbassato troppo presto il baricentro ed era da un po' che non riusciva a rifarsi vivo in avanti. E adesso però attenzione perché ancora si gioca. Basso cerca sul secondo palo, la palla rimane lì, messa fuori. Poi attenzione, Tell allontana, la palla rimane lì. Poi Veneto prova a ripartire, la girata del numero 18 Lorenzo Prandini, palla però che termina fuori. Adesso manca ancora tempo da giocare, mancano ancora 7-8 minuti. esatto, e c'è il recupero e l'inerzia è tutta la parte ricordiamo, per regolamento non ci saranno i tempi supplementari, ma si va direttamente ai calci di rigore in caso di parità dopo i 90 e più minuti di recupero. Quindi c'è ancora tutto da giocare e l'inerzia è tutta dalla parte dei ragazzi friulani, che sono riusciti a agguantare il pareggio, mentre i ragazzi veneti sono ovviamente un po' più demotivati dal gol subito, ma ancora c'è tempo da giocare, può succedere davvero di tutto. Sì.
quindi c'è l'aggiornamento. Sì, partita bellissima da seguire perché è l'unica che sta cambiando, le altre sono tutte invariate per ora, con il Bolzano sempre in vantaggio incredibilmente sulla Lombardia, e Marche e Campania sempre 0-0, e Liguria e Trento continuano ad essere sullo 0-0. Quindi molto probabilmente si finirà ai rigori per questo. Entra bene Palmegiano, si guadagna una rimessa laterale, rimane il Friuli in zona d'attacco, vediamo se andrà all'agitata lunga per cercare di... no, gioca corto, ancora Palmegiano che dalla destra prova a metterla in mezzo, la palla viene respinta e messa sempre in rimessa laterale. Siamo sempre nella stessa zona avanzata, attenzione che va la battuta Tell che prova a cercare un compagno più vicino, cerca poi la palla in mezzo per Schiavon, poi mette fuori Fedrighi, solo Zuliani, prova a controllare il pallone, avanza, prova un tiro, l'idea ovviamente tiro centrale, però apprezzabile l'idea e il coraggio nel calciare questo pallone. La palla rimane lì, il finale è davvero concitato. La palla per Rubino che prova a girare, rimane giù, il duello in mezzo al campo, ma la palla poi è preda di Gori che scarica dietro, attenzione, poi fuori gioco di rientro di Schiavon e si va verso Fedrighi che riceve con spazio centralmente, tutto vuoto, gira su se stesso. I centrali del stesso. Friuli sono completamente spariti e il Veneto sta giocando. Fallo per vantaggio non concretizzato per l'intervento su Pinton, quindi si rimane sulla tre quarti per il Veneto con il calcio di punizione per la formazione veneta in maglia granata che deve ritornare avanti alla ricerca del gol che riporterebbe in vantaggio che fino a qualche minuto fa era appannaggio appunto del Veneto, ma è arrivato il pareggio di Zuliani come raccontato a pochissimi minuti dalla fine, che ha rimesso in parità la partita e dato nuove chance ai friulani di poter accedere alla semifinale. Rubino in fase di battuta dalla punizione, potrebbe anche andare direttamente in porta con la punizione. Rubino la mette in mezzo, cerca Bellia, la palla rimane lì, poi messa fuori. Ora che può ripartire, attenzione, con Clarini solo contro tutti, ma che per ora sta tenendo. No, non aumentano gli avversari, diventa impossibile tenerla. E allora poi Basso fermato da Tell, proteste sulla rimessa laterale, ma la palla comunque è in possesso del Veneto che prova a ripartire in zona offensiva. Bellia va alla rimessa sulla tre quarti, attenzione, cerca il pallone Tell, poi sbuca molto bene, che sta per ora vincendo molti duelli, però non riesce a servire il pallone in avanti, attenzione, poi la palla pericolosa in area di rigore del Veneto, la palla allargata poi riesce a mettere giù Clarini, aspetta l'arrivo di Musumeci che va via sullo scatto, c'è però in anticipo il numero 14 Nicolò Gobetti che protegge il pallone perché esca e riesce a tenerlo, no, perché poi il guardalinea assegna il calcio d'angolo e c'è l'ovazione da parte del pubblico friulano. Friulani che sono letteralmente impazziti già dopo il pareggio, anche dopo questa concessione di calcio d'angolo, perché comunque era una palla difficile, sembrava persa, è riuscito a ottenere il massimo e quindi un altro calcio d'angolo, proprio da un calcio d'angolo è arrivato il gol del pareggio. Chissà che non arrivi anche quello del 2-1. Vediamo un po', Musumeci va col mancino, la palla per Schiavone, la palla rimane lì con un uomo a terra che era rimasto in terra probabilmente per i contrasti, è stato colpito e stava addirittura per segnare il gol più involontario ma più importante che abbia mai visto su un campo di calcio. Attenzione Faria, spera che via, non c'è un attimo di tregua. Zuliani, che intervento di Alessandro Zuliani che legge tutto. Che finale incredibile, assolutamente, partita assurda, davvero molto spettacolare, molto bella da vedere. Siamo 1-1, parziali dei campi sempre uguali, non è cambiato ancora nulla negli altri campi. Il Bolzano continua a vincere a pochi minuti dalla fine, a 2 minuti dalla fine. Perfetto, siamo a 2 minuti più il recupero ancora da giocare. Attenzione però che va via ancora Farias, la palla rimane per Rubino col mancino, prova il tiro cross, la palla esce sul fondo, non arriva, Basso con una sorta di tiro cross che finisce fuori. Ci ha provato sempre lui, l'uomo più pericoloso per il Friuli in fase offensiva, e sempre, come detto, Pierpaolo Rubino che dopo il gol ha cercato di bissare il gol segnato, ma la palla è uscita anche abbondantemente. Quindi il rinvio di Tosoni per il
Friuli che appunto, come detto, dopo il gol del vantaggio non si è disunito, ha giocato un grandissimo secondo tempo Sì, e ha assolutamente meritato sì. abbondantemente il pareggio. Veneto Sì, invece sì, che sono dopo completamente- un bel primo tempo, incredibilmente chiuso sullo 0-0, dopo il gol ha forse un po' abbassato troppo i ritmi del baricentro e ha subito il gol che era un po' nell'aria. Sì, visto sì, quello- sì, da qualche minuto, forse illusi di essere già qualificati alla semifinale, hanno deciso di abbassare un po'. Purtroppo succede spesso. Attenzione Schiavon, bella la sponda, la palla che rimane lì, messa fuori, cerca di allontanare, allora poi sempre il pallone in possesso di Mallardo che rimane lì, ha preso un calcio, attenzione la palla lunga, facile poi la presa di Rabar che può gestire per questi ultimi minuti regolamentari prima del recupero. Sì, Si mancano andrà veramente meno poi di 30 secondi a capire quanto ci sarà di recupero. tiene il pallone, poi bello il dribbling nello stretto di Zuliani che allarga tutto per l'avanzata sulla sinistra di Palmigiano che cerca di allargare, ma duello al centrocampo, attenzione qua che Rubino riesce a gestire molto bene il pallone, però non riesce a servire con la forza necessaria a Fedrighi, quindi bell'intervento difensivo di Clarini che ha fatto una grande diagonale difensiva e è tornato poi dal portiere, diciamo chiudendo l'azione. Qua si appoggia un po' Belliano, riesce a saltare Schiavon, allontana senza troppi fronzoli, allora la palla rimane lì, però c'è il tocco di mano di Mallardo nello stoppare il pallone. Calcio di punizione per il Veneto a centrocampo. Sì. Dovrebbe essere finiti i tempi regolamentari, ma il recupero non si è visto di quanto è stato dato, quindi però penso un paio di minuti, non di più. Attenzione a Musumeci, salgono tanti accanti a Friuli. Musumeci porta palla, allarga per Clarini sulla destra, può metterla in mezzo, colpisce male però vanifica una buona occasione perché si era disteso bene il Friuli, L'ultima, comunque una delle ultime. tanti attaccanti davanti, ma qua l'errore di Clarini è stato un errore importante perché poteva essere una situazione sfruttata meglio. Tell qua commette fallo su Basso. Ultime azioni di questo secondo tempo, siamo già nella fase di recupero e poi si andrà eventualmente ai rigori se nessuna delle due squadre la risolverà in questi minuti, anzi secondi finali. Ce ne palla lunga a cercare qualcuno, ma la palla rimane Schiavon che spinge, cioè che serve bene nonostante venga spinto, e allora poi cerca di ripartire. Attenzione, il cambio di gioco molto bello per Musumeci, vediamo se la riesce a tenere il campo, la palla è lunga e non ce la fa abbastanza. E quindi per ora ancora 1-1 al 47esimo, il derby dello Spritz che in questo momento è fermo sul punteggio di 1-1. Qui attenzione, fallo di Farias su Zuliani, il finale è teso, proprio uno Spritz, quello che servirebbe per allentare la tensione. Anche per i commentatori, grazie. Esatto, visto che mi sta dando via la voce perché le emozioni sono davvero tante. Per noi che non siamo abituati a fare le telecronache, direi che non poteva capitarci partita una migliore. partita migliore non poteva capitarci. Come prima telecronaca non poteva andarci meglio. Allora alla battuta Tosoni a cercare lungo Schiavon, ancora Schiavon per la sponda, però riesce a mettere fuori la difesa del Veneto con Prandini. Prandini fa distendere l'azione a cercare ancora Farias, attenzione Tosoni senza paura, intervento coi piedi al volo a allontanare la minaccia, e quindi attenzione per il Veneto che mette subito fuori il pallone, però sbaglia l'appoggio. Allora il Friuli possesso della palla, siamo a 47-35. Credo manchino 30 secondi perché all'incirca, poi altri 3 probabilmente minuti di potrebbero essere calci di rigore, quindi bisognerà capire cosa succederà. Attenzione, poi comunque il Veneto prova a ripartire, ma Friuli per ora sta arrivando in anticipo tutte le seconde palle. Tell si guadagna una rimessa. Friuli molto reattivo su seconde palle e sul finisce qua. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. Si va a quello che è forse uno dei momenti più decisivi, più spaventosi per quelli che sono in campo. La palla pesa, ma si va ai calci di rigore. Tempo di abbeverarsi e poi si parte. Andiamo qui alle formazioni che sono pronte, tornano in panchina. Sarà da decidere i rigoristi chi sono. E poi si va a battere i calci di rigore. Guarderemo innanzitutto i calci di rigore. Vediamo un po'
quello che succede. Vediamo chi saranno i 5 designati per le due squadre e cosa succederà. Sì, vedo un uccello. Vediamo un po' mentre attendiamo. Siamo in attesa di capire chi andrà sul dischetto. Ricordiamo sempre l'app di Sprint Sport da scaricare gratuitamente, dove potete trovare i risultati aggiornati in tempo reale, tutti gli articoli delle partite, le statistiche delle varie partite e dei singoli ragazzi, sia su iPhone che Android, quindi potete scaricarla gratuitamente sul Play Store o sull'App Store. E dagli altri campi il risultato rimane invariato, quindi in teoria il Bolzano dovrebbe passare in semifinale, dovrebbe essere l'unico confermato a passare in semifinale, perché Liguria e Trento sono 0-0, Marche e Campania anche, quindi dovrebbero andare entrambe ai calci di rigore. Vediamo chi avrà la meglio, perché probabilmente anche sugli altri campi si va ai calci di rigore, quindi l'unico per ora, da quello che vedo dai parziali, dovrebbe essere finita o quasi. Bolzano-Lombardia non dovrebbe essere cambiata. Aspettiamo quindi che i risultati siano definitivamente finiti. Qua è finita 1-1, si andrà ai calci di rigore. Gli altri risultati sono Liguria 0-0 con Trento, Lombardia 0-1 Bolzano, Marche Campania. Sarebbe clamoroso Bolzano eliminasse la super favorita Lombardia dopo aver passato il turno in un girone con 4 punti come tutte le altre squadre, grazie al gol del Molise che ha pareggiato i conti con l'Abruzzo. Bolzano era fuori, ma da Cantalupo è arrivato l'aggiornamento che ci aspettava. Le squadre sono pronte a rientrare in campo verso centrocampo, mettersi come di consueto schierate da una parte e dall'altra. Bisogna vedere quale sarà la porta sorteggiata. Non ci sono le curve dietro la porta, quindi una porta vale l'altra. Bisogna vedere, penso che si andrà verso la porta alla vostra sinistra del teleschermo. Dipende, no, in realtà alla vostra destra, perché adesso hanno cambiato l'orientamento. Vero, sì. Anche perché il sole in realtà non sembra dare troppo fastidio, però probabilmente sì. Perché anche di evitare, non so quale sia la scelta dei criteri, ma poco importa. Una porta vale l'altra. Bisognerà vedere invece chi avrà la freddezza necessaria e il coraggio di tirare i calci di rigore. Esatto. Anche citando De Gregori, non si giudica, non è da questi particolari, si giudica un giocatore, però in questo caso può valere una semifinale. Esatto. Quindi tutto in bilico. La tensione si sente anche sugli spalti, comunque entrambe le tifoserie sono parecchio cariche ma anche tese allo stesso tempo lì. Sì, è calato, stavo per dirlo. In realtà no, però a parte questo piccolo intermezzo è calato un po' il silenzio, perché sono le squadre e le tifoserie che aspettano anche per lasciare i ragazzi concentrati. E i 5 designati, i 10 designati, 5 per parte. Sì, friulani scatenatissimi col megafono, numeri 1. Allora, prepariamoci a vedere. Intanto si dirigono i portieri verso la porta, si calcia verso la destra del vostro teleschermo, come detto, quindi la porta che avevo pronosticato. Parte il Veneto, ha vinto il sorteggio il Veneto, forse un vantaggio per chi calcia per primo, per avere sempre meno pressione. Quindi in porta va, appunto, partire per primo va Nicolò Gobetti, che ha preso il pallone, difensore centrale, autore di una grande prestazione, col mancino, pronto a calciare. In porta invece Tosoni, pronto a parare. Indicazioni dell'arbitro verso i due portieri, probabilmente per rispettare correttamente la linea di porta e non guadagnare centimetri importanti o addirittura metri nell'uscire, nel tuffarsi. Scambio fair play tra i due portieri e poi Tosoni pronto ad andare. Tanta la tensione
Gobetti sul pallone. Tosoni si gira adesso ed è pronto a ricevere il tiro. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva ora. Aspettiamo un attimo. Temporeggia. Arriva ora. Gobetti col mancino. Gobetti. Vantaggio Veneto. Gran rigore trasformato. Incrocia la traiettoria. 1-0 Veneto. Pallone spiazzato. Tosoni con la freddezza necessaria. Il primo di solito si manda il più bravo per primo. Direi che questo è stato un rigore trasformato da vero rigorista. Da mancino a mancino, perché adesso si rimane sempre a calciare col piede sinistro. Tocca a Musumeci del Friuli, sì. Nicolas Musumeci. Vediamo se anche lui opterà per la stessa soluzione. Del fischio dell'arbitro che arriva ora. Musumeci. E Musumeci incredibilmente fuori. Attenzione. Incredibilmente fuori il tiro di Nicolas Musumeci, uno dei migliori. Tradito però dal suo mancino nel momento decisivo. Nel momento decisivo. Palla fuori, Mancino allargata troppo la conclusione e la palla si è persa sul fondo. Quindi Veneto ha la grandissima occasione di andare in vantaggio e sul pallone va forse il suo migliore in campo, perché abbiamo detto più volte nel corso della telecronaca, Marco Belli è stato uno dei migliori per livello di prestazione tenuto. Vanno i difensori, perché prima è andato tutti difensori per ora. Gobetti, adesso va Bellia che va vediamo. col destro, rincorsa dritta, parte la conclusione, perfetto anche questo. Incredibile, il portiere senza dare angolo è riuscito a aprire col piattone e trovare il 2-1 vantaggio, 2-0 scusate, vantaggio Veneto, doppio vantaggio. Al dischetto si avvicina lentamente il neoentrato, se la vista non mi inganna, sì, lo confermo. Clarini, proprio lui, numero 3, Clarini. Omar Clarini, che deve assolutamente segnare. Per forza la pressione segnare, è tanta, perché un errore significherebbe quasi compromettere il percorso decisivo. Vediamo un po'. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva ora. Ancora Clarini apre con grande classe. Traiettoria lenta ma a fin di pallo, lenta ma efficace. Rabar, gran rigore. 2-1, il Friuli rimane in partita. Adesso però deve sperare in un errore da parte del Veneto. Sì. Parlavamo di difensori, va un altro difensore a calciare, perché il terzino sinistro, Guizzini. Nicolas Guizzini, va a calciare il rigore. Ha tirato il difensore centrale, il terzino destro, ora il terzino sinistro. Le due esecuzioni di prima sono state perfette. Vediamo se lui si aggregherà a questa lista di difensori rigoristi. Vediamo Guizzini, mette giù il pallone, anche lui mancino. Va, prende la rincorsa. Si attende il fischio dell'arbitro. Guizzini che la apre. Tocca ma non basta Tosoni, non basta e segna anche Guizzini. 3-3 per il Veneto. Veneti ad un passo dalla semifinale. C'è stato quel momento di tensione, perché Tosoni sembrava aver intercettato, ma non è bastato. Questo rigore è fondamentale per i friulani. Se sbagliano questo è finita. Perché poi il Veneto potrebbe chiudere i giochi. Segnando. Quindi pesa sempre di più il pallone, perché è sempre lo svantaggio iniziale per secondi. Ma Palmegiano dal dischetto ha disputato una buona prestazione, uno dei migliori giocatori a livello tecnico della squadra. Vediamo, tocca a lui. Si tende il fischio dell'arbitro. Attenzione Palmegiano, cala il silenzio qua a Pianezza. Palmegiano col destro, rincorsa per lui. Parte Palmegiano come Clarini, anche lui incrocia la conclusione, a fil di pallo, spiazzatura bar. E quindi adesso il Veneto deve segnare per tenere le distanze. E sul dischetto obbligato a segnare. Va un altro mancino, ed è il marcatore, l'autore del primo gol, Rubino. per Paolo Rubino. Rubino su un pallone che pesa sempre di più, perché siamo arrivati al quarto rigore, quindi Rubino deve segnare. Segnando significherebbe praticamente lasciare una buona fetta di qualificazione. Era ancora tutto da giocare. Vediamo se anche lui opterà per la conclusione incrociata, proverà ad aprire il piattone. Fischio dell'arbitro. Rubino col mancino. Rincorsa breve, Rubino apre! E la parata di Carlo Tosoni.
i migliori in campo forse delle due squadre, o comunque Sì, i protagonisti sbagliano i rigori, Sbagliano i rigori, e quindi incredibile. attenzione, il Friuli ha la possibilità Sì. di rientrare in partita. Sì, sì, assolutamente sì. Questo pallone che pesa di nuovo tantissimo, ma questo è il bello di calci di rigore, perché adesso nelle mani di va Gori. Alex Gori Sì, sì. sul dischetto Tutto e può nelle sue riaprire. Tanto ci sono delle proteste da parte del portiere del Veneto probabilmente sulla, perché a quanto ho capito Tosoni è uscito leggermente prima dalla linea, ma poco importa, concentriamoci su questo rigore, perché va Gori contro la barra. Gori col destro, la rincorsa è ancora incrociata di nuovo, un altro destro, ed è parità all'ultimo rigore. Attenzione, Ogni perché errore adesso sarà chi fondamentale. sbaglia Chi sbaglia va a casa, Chi sbaglia paga adesso. perché adesso un altro mancino va dal dischetto, e questo forse non è stato un vantaggio secondo me per il Veneto, perché No, perché credo anch'io. tutti i mancini poi dopo un Sì. po' le traiettorie c'è bisogno anche, Vero. infatti secondo me quello che ha fregato Urbino è stato proprio quello, il fatto di non voler incrociare di nuovo la traiettoria, perché tutti l'hanno tirata lì. Sono d'accordo. Quindi va Federighi. Federighi va a calciare, anche lui col mancino. La rincorsa corta, parte Federighi, Segna. bellissimo rigore. E adesso Gran rigore. si gioca Perfetto. ancora tutto, perché qui l'autore del gol del pareggio, Alessandro Giuliani, deve per forza di cose segnare Altrimenti il Friuli per è fuori. far sperare Friuli. Diciamo che non vorremmo essere lui, anche se il bello del calcio è anche questo. Ma questo pallone in questo momento pesa 5 kg forse, non lo so. Fatto sta che è un pallone decisivo. Autore del gol del pareggio, vediamo se rincorsa comunque abbastanza breve. Parte Giuliani, la incrocia, stavolta intuisce la barra nel tuffo, ma non ci arriva, quindi si va ai vantaggi. Vedremo chi adesso partirà del Veneto, che tra l'altro si stanno mettendo d'accordo, probabilmente non era calcolato il sesto, Probabilmente no. e probabilmente sai, un po' di tensione fa sì che qualcuno debba prendersi la responsabilità, e se la prende il numero 8 Alessandro Colella, entrato dalla panchina, entrato però abbondantemente dalla panchina, non è entrato giusto per battere il rigore, che è una cosa che abbiamo visto non essere particolarmente fortunata. No, Ma ricordo la finale degli europei. Esatto. In cui siamo diventati campioni. Colella è entrato molto prima, quindi esatto. non è stato entrato solo per quello. No, Va sul no, dischetto, e forse è il primo destro che tira un rigore per il no, dopo c'era anche Bellia, vero? Colella al dischetto, adesso siamo a oltranza. Colella parte col destro e di nuovo rigore della paura, e para ancora Carlo Tosoni. E attenzione, perché questo può essere un rigore decisivo, potrà trasformarsi lui l'eroe, e anche ancora una volta la regola del chi va in vantaggio per primo, Il Gigione non è detto Donnarumma che poi friulano. si porti i rigori la vittoria a casa. Sì, il Gigione Donnarumma friulano. Tutto nei piedi di Jacopo Bozzo, che può portare in paradiso il Friuli. Attenzione, questo derby dello spritz, come è stato ribattezzato. Vediamo Bozzo dal dischetto, attenzione palpabile, la tribuna cala in silenzio, rimaniamo in silenzio anche noi. Vediamo un po', fischio dell'arbitro. Bozzo parte col destro, Bozzo! Jacopo Bozzo! Il Friuli è in semifinale! Clamorosa impresa dei ragazzi di Thomas Randon e Michele Paravano. E il Friuli è in semifinale, esplode la festa a Pierezza. Eliminato il Veneto, che era andato in vantaggio nei tempi regolamentari, in vantaggio nei calci di rigore, ma la resistenza dei ragazzi friulani ha avuto la meglio, e adesso il Friuli continua il suo percorso ed è semifinale. Vuol dire che in Friuli faranno lo spritz meglio. Io sono senza voce, il mio collega Marco pure. È stata una bellissima semifinale. bellissima semifinale. Grazie a tutti per averci Grazie per seguito. averci Rimanete in linea seguito. per le Alla prossime prossima. partite. Adesso c'è il femminile, ciao.